Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti in diretta dagli studi di Via Oslavia per raccontarvi Lecco Pro Patria. Qui con me Stefano Menegatti, ciao Ste. Buonasera a tutti. Aspettiamo il collega giornalista Massimo Sanvito che sta per raggiungerci, invischiato nel traffico e nella pioggia cittadina. Io vado a leggere subito salutiamo Fausto Riva naturalmente che ci guida dalla regia e tra poco ci connette con la nostra Benedetta Panzeri da Rigamonti Ceppi. Andremo a capire che condizioni di gioco trovano le due squadre in questa giornata piovosa. Le formazioni, andiamo a vedere gli schieramenti perché Valente anche oggi sceglie una sorta di 3-5-1-1 con Furlan, Battistini, Tanco, Critta scalato a braccetto, Rizzo e Furrer sugli esterni, Furrer che probabilmente si accentrerà anche in appoggio a Frigerio che è la sottopunta dietro Sipos, con i confermati Metlica, Zanellato e Mallamo che ormai costituiscono questo centrocampo che piace molto a mister Valente. Risponde la Pro Patria dell'allenatore greco con Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, dovrebbe essere un 3-4-3, giudici di Munno, Ferri e Di Marco, Citterio e Renelù agli esterni d'attacco con Mastroianni in punta centrale. Tanti ex Lecco, Di Munno, giudici, Mastroianni, una colonia di ex blucelesti, la Pro Patria. E anche di fratelli, cugini. E anche di fratelli, di Marco. Sì. C'è Benedetta Panzeri forse. Ciao Benny. Vediamo se c'è. Benny, mi senti? Non ho il ritorno di Benedetta. Fausto, vediamo se riusciamo. Tanto salutiamo Cinzia. Ecco Benedetta. Ciao Benny. Io non la sento. Benny, mi senti? Non ho il ritorno audio di... È caduta la linea? Proviamo a recuperare. Intanto ci ha raggiunto Massimo. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Microfonati pure. Ciao intanto a Giancarlo che ci scrive c'è tempo da lupi, speriamo che il campo rega. È quello che vogliamo chiedere proprio a Benedetta per capire. O è affogata in una pozza. No, poverina, no, anche no. Piove forte in questo momento Massimo. Molto forte. Piove molto forte. Io sono... L'Ecco è bloccata stranamente. Stranamente. Sono curioso di capire. Non succede mai. Non succede mai, ma... È una notizia. Sono curioso di capire in che condizioni... ecco, vedi, no, Benedetta diceva richiamatemi, abbiamo qualche difficoltà sul collegamento e cerchiamo di capire che condizioni è il campo, perché piove davvero tanto, quindi chissà. Benny, mi senti? Non ho ancora il ritorno di Benedetta. Niente, intanto tanto che Fausto cerca di perfezionare il collegamento, no, non si riesce, Fausto, niente, al limite la sentiamo al termine del primo tempo. Volevo chiedervi un pochino, Massimo, comincio da te, sì. Che partita ti aspetti? Perché Pro Patria ha bisogno di punti, il Lecco vuole riscattare l'ultimo passo falso, con una formazione un po' prudente però, sì. Perché giochiamo solo con Frigerio in appoggio. Io penso che sia una partita molto difficile quella di stasera. Molto difficile perché, allora, innanzitutto non ho visto un buon Lecco a Novara, assolutamente. E quindi questa è una prova importante perché è vero che la Pro Patria naviga in acque difficili, però secondo me stasera viene davvero col coltello tra i denti. Dicevi bene tu, bisogna capire che tipo di terreno di gioco trovi, perché se la Pro Patria si mette tutta dietro e spezza il gioco con i falli diventa complicato. Una partita molto difficile, 3 punti in palio molto importanti, cioè secondo me se si vince oggi è un'ottima risposta dopo la bruttissima prova di Novara. E visti anche i risultati delle altre, visti anche i risultati delle altre. E quindi tra l'altro il Brescia ha pareggiato, quindi ci sarebbe l'occasione, perso in casa, quindi puoi staccare molto anche quelli dietro. Ci sarebbe l'occasione di salire al secondo posto da soli, però non mi farei ingannare dalla classifica della Pro Patria assolutamente, e quindi secondo me la vedo abbastanza tosta. Chiedo anche a Stefano, sei convinto di questo schieramento un po' prudente di mister Valente, che sta rinunciando a mettere 2 punte da... Beh, diciamo che è difficile esprimersi perché ogni volta che abbiamo magari mosso qualche appunto poi abbiamo vinto 5-1, quindi
è difficile. Poi bisogna anche ben capire le interpretazioni, perché Malamo l'ha schierato spesso come esterno, Frigerio e Führer sappiamo che potrebbe secondo me essere 3-4-3, perché penso più a un Führer di fianco a Frigerio alle spalle di Sipas con Malamo esterno sinistro. Perché lo ha fatto spesso e volentieri. Abbiamo imparato a capire che difficilmente fa delle rivoluzioni il mister. Sul discorso Propate sono pienamente d'accordo con quanto dicevate, perché soprattutto diciamo anche solo Lecco Pro Patria è sempre stata difficile per noi, a è una partita che vuol dire sempre molto, esatto, no? Per tanti motivi. È un po' come Novara. A noi Novara dà fastidio a prescindere da tutto e da tutti, da chi si viene schierato in campo. Ricordo solo una partita con la doppietta di Bobino Vieri, in cui non facciamo fatica a Novara. Vediamo diluvia, ma lo diceva anche Max prima e anch'io arrivando qua diluviava, e non è che è partito adesso il diluvio, quindi piove forte anche adesso. Poi tra l'altro a noi gli ex ci ronzano sempre, ci danno sempre fastidio. Oggi i giudici, sai mai, quindi è da starci molto 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 attenti, di contraltare, che sta facendo bene tra l'altro, come ha fatto da noi in un certo periodo, e di contraltare c'è da dire appunto che vincendo la Vicenza giocherà anche lui adesso con Renate, quindi sarebbe interessante, però posso dire iniziamo a far punti e poi vediamo quello che viene. Secondo me oggi c'è da stare attenti, nonostante la classifica iniziamo a far punti oggi, viste le condizioni, visto anche che come sempre noi siamo svantaggiati dalla Lega, perché mentre altre squadre con i convocati nazionali vengono rinviate le partite, noi un giocatore fondamentale come Romani oggi ce lo porta via la nazionale, che è buon per lui, ma noi non abbiamo Ferrini, senza Romani siamo svantaggiati da questa cosa. Infatti Critta deve scalare. Ecco, mentre altre squadre le loro partite venivano rinviate nelle stagioni passate, noi... l'Inter Under 23 continua a giocare sempre dopo. Anche l'Atalanta. Anche l'Atalanta. Sì, per i nazionali. Per i nazionali noi ce l'abbiamo e se ne fregano tutti, però va benissimo per lui, però, ripeto, iniziamo oggi a far punti. Tanto salutiamo anche i nostri amici che ci sono da casa, la classica rima di Mucarol. Assessore Torri Burlone, il generatore non può aspettare l'ipotetica nuova convenzione. Fa la rima a sfondo, diciamo, politico-amministrativo per la questione dello stadio. Cinzia, Concordo Mucarol, proclamano il green e poi abbiamo un generatore diesel. Purtroppo non siamo gli unici, è un po'... Sì, ma voglio dire, e come altro lo vorreste il generatore? Domanda? Con l'energia eolica. Sì, con l'energia elettrica. A idrogeno. A idrogeno, l'unica fonte alternativa con la pila. Walter, ciao Walter, anche lui ci ha raggiunto, ci sta seguendo. I risultati, dicevo prima, della 14ª giornata, sono già arrivati 14 giornate, ragazzi, sembra ieri che è iniziato il campionato. Infatti quindi la posizione è importante, sì. Non è più per caso, assolutamente. Un mesetto finisce il girone di andata. Cittadella Arzignano 1-0, Lumezzane Pro Vercelli 3-1, Triestina Trento 1-1, e il pareggio che diceva Massimo prima della Brescia sul campo dell'Ospitaletto, Albino Leffe Virtus Verona 3-1 e l'Alcione che cade in casa 1-0 con il Novara, che si conferma in forma dopo averci battuto la scorsa settimana. In caso di vittoria oggi Lecco andrebbe a +2 sul terzo posto e allungherebbe sul quarto a +6. Oggi in attesa dell'Inter, importante. certo. Oggi come dicevo prima, è una prova molto importante, soprattutto perché devi riscattare la brutta, a parte la sconfitta, ma proprio brutta prestazione scialba. Abbiamo detto settimana scorsa. Sì. Certo, il Novara è in crescita, però proprio è mancata la prestazione più del risultato. Oggi quindi diventa molto importante. Poi aspettiamo di vedere cosa fa il Vicenza, ma comunque andresti al secondo posto solitario. E dove comunque, devi essere in questo momento? Dove dai un buon segnale. Sì, nonostante la sconfitta diretta, nello scontro diretto saresti avanti. Saresti avanti a Brescia, quindi quello diventa molto importante. Iniziata la partita in questo momento, allora il terreno sembra in buone condizioni nonostante il diluvio. Abbiamo visto da un'immagine più ravvicinata quando sono entrate le squadre dagli spogliatoi piovere davvero molto, pioggia battente, dovrebbe durare ancora circa un'oretta, quindi probabilmente per il secondo tempo spioverà un po'. La palla scorre molto veloce. Sì, molto veloce, schizza un pochino e si vede, non so se vedete che c'erano i binari non so, è entrato Dinun con della macchinetta di Dinun da 2 anni fa, ci sono ancora.
Vabbè, comunque, a parte questo folklore, è la Pro Patria in maglia rossa oggi che muove per prima la palla e questa azione offensiva con una rimessa laterale. Di Marco, che sì, è il fratello. E gioca anche lui sull'esterno, tra l'altro. Sì, esterno sinistro, uguale. Sì, uguale. Un po' come ho controllato in panchina, c'è Gnonto Ryan, che è il cugino di Gnonto. del nuovo fenomeno. Ex nuovo fenomeno, Ah, poi giusto. è sparito un po'. Il nuovo Dai, Pafundi. raga, il nuovo, fine ha fatto? è l'ex nuovo Pafundi. Cioè. O Pafundi era il nuovo Gnonto. Non so chi è venuto prima, Pafundi o È Gnonto. Leeds, però vabbè, Queste un po' invenzioni sparito dai giri. di giocatori che non hanno mai giocato in Serie A, però vabbè. Attenzione, la Pro Patria. Questi torna abbiamo negli indietro. ultimi anni. E niente, vediamo che partita sarà, perché Recuperiamo palla, mezzo al campo, lancio subito sull'esterno sballato. infatti Furrer che vedete Sembra molto esterno, molto esterno, secondo me Sì. partirà esterno, perché Valente non deroga ragazzi, secondo me lo mette esterno per accentrarsi, però parte così, anche in fase difensiva. Pensavo mantenesse il 3-4-2-1 solito, diciamo così, invece no, rimane... ultimamente questi È 5 sceso al centrocampo 3-5-2 con Frigerio molto libero. sì, gli piacciono così, anche perché Frigerio può andare un pochino, ma anche lo stesso Mallamo a coprire quando Furrer si accentrerà, quindi si Beh, riequilibrerà. sicuramente un pochino il Mallamo centrocampo. muove a copertura di sicuro. Tanto un piccolo scontro con Sipos porta al fallo a centrocampo. E dovremo, come dicevi tu Massimo, cercare di farla noi la partita oggi, non Sì, ci sono storie. assolutamente. Sì. Allora, c'è da dire che quest'anno in casa molto bene. Casa sta diventando un fattore, riga Monticelli. Attenzione, palla persa a centrocampo, ripartono per i due centrali, l'appoggio entra nell'area della sinistra, non riesce ad andare alla conclusione perché copre Bravo, bene Battistini. Era Citterio che poi va al cross, un po' svirgolato, Ciapa rilancio no, di Tanco, poi Zanellato però perfeziona. Insidiosi questi palloni perché con la pioggia... Sì, Zanellato forse è rimasto ingannato perché pensava che la palla scorresse molto di più, invece ha beccato una sì. zona in cui ha rallentato e hanno recuperato palla. Però come si conferma sempre quella zona di campo, perdi palla, subisci sì, un'azione potenzialmente da gol. Sì, no, con la palla persa sanguinosa davvero. Quindi Zanellato deve essere particolarmente attento. Non abbiamo il dato degli spettatori, però io immagino che oggi non saranno tantissimi. No, vedi, i distinti sono tutti sotto la tettoia, fuori dalla tettoia non c'è nessuno. Però dovrebbero essere almeno... Allora, nelle indicazioni della vigilia erano 2003-2004, Sì. compresi gli ospiti, insomma. Sì, che comunque è un buon numero. Sì, perché no. rispetto alle medie pre-serie B, Eccolo il lancio di Zanellato, ma copre per nessuno. di manco. Intanto In curva quanti? sud Una sono decina. tipo 8,3 spettatori. 6, 9, A prendere l'acqua. una quindicina. Così. Continua a piovere forte, altra ripresa ravvicinata che ci ha permesso di vedere la pioggia forte. Riproveremo all'intervallo a sentire Benedetta, così ci darà un po' anche le sensazioni ambientali. Ciao Albino! Gioca Marrone? No, Walter, è in panchina Marrone, che rientra a disposizione, ma è in panchina insieme a Dalmasso, Constant, Grassini, che continua ad andare in panchina ma non l'abbiamo ancora mai visto, giusto? Non è mai entrato questo. aveva ripreso qualche un po' minuto in una partita ha fatto, sì. Ha ripreso da un paio di settimane e non l'ha ancora... Sì. Voltan, anche lui riduce dall'infortunio, ma è già rientrato anche lui, se non ricordo male. Alaoui, Galeandro, che vengono sempre portati in panchina nelle ultime partite. Cioè, uno dei due, a mio parere, potrebbe anche trovare una maglia titolare, una partita come questa, però vabbè, sono sta coperto. considerazioni personali. Poi Valente, fino adesso, come dicevi tu, ci ha quasi sempre preso, tranne 2 o 3 prestazioni non Sì, all'altezza. soprattutto l'ultima volta che abbiamo detto ma poteva mettere, poteva qua, poteva là, ne ha fatti 5. No, quello sicuramente. No, ma perché? perché? Era, concediamo un corner un po' ingenuo, Tanco Come è mai andato... Tanco non si è- probabilmente c'è stata una deviazione nostra, se no non si capisce perché Primo Tanco... corner della partita per loro. Erano in 2 in controllo su Renelus. In panchina abbiamo anche poi Bonaiti, Pellegrino, Ndonghe, Lovisa e Anastasini. Ndonghe, altra soluzione offensiva. Il primo corner della partita per la Pro Patria. Dalla destra. Sotto la Nord. La battuta andrà in area perché si allontanano tutti i giocatori della maglia squadra rossa, come dicevi tu prima, tutti sul dischetto dell'area di rigore. Grande ammucchiata, sì, nei pressi del dischetto. Dovrebbe essere, se non ho visto male, Masi andrà alla battuta. Chi, scusa? No, sto guardando se Masi è dentro perché prima ha battuto lui un calcio di punizione. O forse Quinto dentro minuto Masi. intanto, di poco o nulla successo fino adesso.
forse Citterio, no, vediamo, è la battuta dentro, è scivolato scivolato proprio, sì. È campo insidioso, ragazzi, perché qui si vede che è proprio scivolato mentre batteva l'angolo, palla che è finita direttamente fuori. Sì. Mucarol fa un'altra rima, onore alla patria, sconfitta per la propatria. Al rinvio Furlan, San Furlan, che anche quest'anno, ragazzi, siamo secondi, comunque virtualmente secondi, potenzialmente secondi, lo dobbiamo molto anche a Furlan. Sì, grandissimo portiere. Tanto Rizzo combatte ma non vince la spotellata. E guardate già quante zolle che si sono sollevate. A centrocampo si combatte con Metlica che prova ad appoggiare Frigerio, poi ancora Metlica, prima era la palla Mallamo. Battistini va lungo su Sipos che prova ad attaccare Masi un po' incespica, sì. Poi alla fine riesce a servire il compagno e noi rimaniamo per impressione altissima. E Rizzo in qualche maniera riesce a conquistare la palla in favore dei Battistini, poi il triangolo si chiude, bello per Metlica, la palla dentro, non arriva Sipos, poi scivola Zanerato, ma c'è ancora Metlica, uomo ovunque. Critta, il servizio bello, profondo per Furrer che è costretto però a larga senza Mallamo che va sul fondo e guadagna rimessa. Rimaniamo davanti, buona fase del Lecco in questi minuti. Buona pressione. Sì, perché loro non sono proprio abilissimi nella partenza delle retrovie, ma insistono e quindi noi siamo andati a pressare alto. Adesso inquadrato Tanco che come sempre va in queste rimesse che sono quasi dei cross in area dalla sinistra, siamo all'altezza dell'area di rigore, va dentro Sipos la spizza però non riesce a deviarla verso i compagni, va sul fondo la sfera. Questa è una buona opportunità comunque di Sipos perché poteva quasi raggiungere, in mezzo c'erano due compagni, con questo colpo di testa piove ancora fortissimo. Sì, è uno schema, perché è partito dalla linea di fondo venendo verso Frigerio il centro dell'area. Che attaccavano la porta, quindi una buona soluzione la rimessa laterale. Renelus mette giù il pallone al centrocampo, poi la palla dietro, si ragiona con un falletto blu-celeste di Mallamo. Torna nelle retrovie con Masi e riparte allora la propatria Di Marco giro profondo, bravo, riesce a chiudere Tanco sull'attacco di Mastroianni. Bravo Tanco, un po' di difficoltà, qui Tanco fa una stupidata clamorosa, poi recupera. Rimedia, bravo. Ma Furlan era uscito come si è fatto male anche Furlan. Praticamente Tanco ha appoggiato sulla linea di fondo dove c'era un giocatore della propatria, Furlan si è dovuto un po' immolare. Adesso però riconquistiamo palla altissima con Sipos, la palla dentro, sbaglia il tocco però. Però arriva, attenzione, sì, c'è sempre con un continuo rischio di errore su questo campo. Zanellato lega palla in avanti, poi sbagliano ancora e si rischia di nuovo Sipos di intercettare. Continui errori da ambo le parti. Massimo, ti piace come ha approcciato la partita il Lecco? Ma allora devo dire che a centrocampo non mi sta molto piacendo sinceramente, perché la Propatria può giocare troppo palla secondo me a centrocampo, può impostare troppo agevolmente, troppo comodamente, secondo me bisogna bloccarli subito lì. Devo dire che il campo secondo me inizia un po' a risentire, ecco, del clima, vediamo già le zolle che si stanno aprendo, siamo al 10° minuto del primo tempo, quindi secondo me andare in vantaggio oggi diventa fondamentale, perché dopo si riesce a gestire meglio, se vai sotto diventa più complicato. Però diciamo che per ora né da una parte né dall'altra ci sono stati pericoli, la partita è ancora molto bloccata. Assolutamente, potrebbe davvero essere una partita da risultato di misura, no? Sì, esatto. Sì, il campo è complicato. Sì, infatti anche Valente un po' ci sono tanti errorini che però rischiano di diventare erroracci perché la palla non ha molto ben definito la velocità. Adesso Furlan in possesso palla, chiama i compagni, va verso una via di mezzo tra Furlan e Sipos, infatti intercetta Reggiori che poi si vede dalla parte opposta di Marco che sbaglia il tocco, Rizzo si infila, palla dentro, Sipos non riesce a deviare in porta dopo l'errore di Rovida in uscita. Quanto è rischioso giocare palla, quindi la pressione diventa fondamentale. Sì. Qui Rovida ha sbagliato, ma nello sbagliare ha disturbato Sipos. Qui Rizzo è intelligente il tocco perché di pochissimo. sì, ha
ha mancato l'uscita, ma gliel'ha disturbata Sipos, che non ha più concluso. Poi dopo è arrivato il difensore a buttarla in angolo. In angolo. Però C'è il vantaggio del complicatissima Vicenza. la partita. Vantaggio dei Vicenza. Vicenza. Con Cuomo al 10°. Questa è no, calcio d'angolo, sì. Non ho visto male, è Frigerio che non te l'ho battuto. Vediamo, critta. Critta la battuta. Al centro dell'area era libero Tanco, che l'ha però la palla colpita, un po' ma arretrata. lateralmente. Era un po' troppo avanti lui, ma sullo slancio non poteva fare altrimenti. Poi sbagliamo il cambio di gioco di Marco. Però quantomeno restiamo pericolosi Sì, in questa fase nella metacampo Bustocca. Sì, l'unica occasione della gara appunto è la palla di Rizzo dentro per Sipos e di Marca. Ancora l'errore in impostazione, Bello il il tacco di zanellato. Malamo. Poi però buon per loro, rallentiamo. Tanto rispondo a Muncarol, no scusate, a Walter che dice in difesa Battistini, Tanco a sinistra. No, Battistini a destra, Tanco in mezzo e Critta basso, braccetto a sinistra. Bello il triangolo, Battistini potrebbe concludere, non lo fa. La conclusione piazzata di Zanellato, se Mallamo. non ho visto male. No, mi è sembrato Zanellato, però... Poi non la vederlo. risposta di Rovida su un campo complicato, anche una conclusione così un po' lenta che rimbalza, non era semplice, infatti Zanellato la palla rimbalza proprio nell'area piccola e Rovida Colpo da biliardo ha cercato. allunga. E beh, ci stava perché poi rimbalzava e non era semplice. Angolo Primo dalla tiro in destra, porta è stato però Metlica della partita. la battuta sul primo palo, Rovida, e la palla rimane lì alla rete. Gol! Vediamo, Gol del Lecco. tutto regolare, sì. Tanco, credo. Colpo di testa di Sipos, il miracolo, e poi Tanco a tu per tu, ormai Sulla linea di porta. porta ha dovuto solo appoggiare la rete. Stavo controllando che non ci fosse qualche spinta, magari. Infatti i giocatori della papata si lamentano. Probabilmente, sicuramente andranno a controllarla. Vediamo. Fausto? Führer. Sipos, poi Führer, sì, perché Tanco alle spalle, dietro. però ho paura che Tanco abbia spinto il difensore. Speriamo non ci sia nulla. Dici che andranno a rivederla? Secondo me la chiamata potrebbero farla, perché se guardi Tanco alle spalle spinge il difensore, guarda. Non vorrei che prendessero questo come addito perché è proprio lì. Potrebbe, no, sto dicendo, giusto per fare l'avvocato del diavolo, potrebbero Tanto in andare a questo vederla. momento sì, mi sa che è Infatti stato va a chiamato, vederla. va a vederla. Perché è proprio alle spalle. O sai. sta parlando con... No, secondo me sta aspettando e poi andranno a rivederla. Allora, intanto andiamo in pubblicità, mi dice Fausto, poi rientriamo subito. Giocano. Stavamo commentando. No, beh, è chiamabile. I jolly come- se lo giocano, come secondo situazione me, che non è ancora assolutamente ricominciato. Guardate Guardate che miracolo che fa il portiere sul colpo di testa di Sipos. Poi però porta sguarnita, Führer segna e c'è un contatto, ma No, secondo me non dà niente, però si gioca 1-0 per il Lecco. Però diciamo che l'arbitro, cioè il portiere ha fatto un miracolo, però ha fatto l'errore, tra virgolette, di lasciargli la palla. E terzo gol stagionale di Führer, vado a memoria. Dovrebbe essere Uno terzo. con una conclusione da fuori centrale, Uno all'inizio del campionato qua. Albino Leffe fuori. Allora vediamo. Manca, sì, dovrebbe 3 o essere 4. 3 o 4, sì. Perché mi ricordo quello nella essere porta il terzo, nella però. sud, dal centro del dischetto. E il terzo Ok. mi dice anche Fausto, sì. 2 in casa e 1 fuori. Vediamo se è già aggiornato. Tanto noi abbiamo ripreso e palleggiamo a centrocampo, a parte che al momento non Con Trento, Albino Leffe fuori e Pro Patria oggi. Terzo gol stagionale. Contento in casa. Contento in Con casa. Trento in casa, sì. Con Albino Leffe fuori. Albino Leffe Insomma, fuori. più Ah, anche sì, un Albino paio di Leffe. assist, Occhio, 3, quindi... Sì, con Albino Leffe il tiro a giro alla Del Piero. Occhio. Zanellato, Di fatica forza. un po', poi ci pensa Rizzo a sistemare Bene, tutto. nello stretto il E Lecco Zanellato anche. c'ha sempre questa
cosa di un po' troppa fiducia nell'uscire. no, Sipos intanto guadagna un ottimo pallone, bravissimo. deve però temporeggiare. Non lo buttano giù mai, a Sipos, No, ragazzi. un grandissimo giocatore, veramente, secondo me sta diventando davvero un lusso per la categoria. Vi ricordate i dubbi che avevamo l'anno Attenzione, scorso? rischiano ancora, però ce È la davvero fanno un altro Vida. giocatore. Tra l'altro rispetto arrivò all'inizio dell'anno fortemente voluto da Baldini. scorso. Esatto, sì. Beh, lui arrivava da un infortunio, quindi fece un po' fatica all'inizio, tant'è che anche noi lo criticammo. Però come adesso se è il giocatore che ha i piedi per fare il regista avanzato di una squadra, ha il fisico, ha il senso del gol, ha tutto. Sì, assolutamente. Anzi, in Serie B, io mi ricordo 2 anni fa, avevamo Novakovic che era simile ma non aveva lo stesso filo del No. gol. E non aveva la stessa tecnica, secondo me, perché Sì. Sipos sembra, ma No. tecnicamente è molto valido. Sì. Infatti dico, secondo me sta diventando davvero un lusso per la Serie C. Speriamo che nessuno lo veda. così. Speriamo che non lo veda nessuno, perché se ce lo portano via non abbiamo più nessuno. Vai Furrer a sinistra ancora. Avanza contro l'avversario chi era? Reggiori, anzi no, Ruggero, che riesce a vincere il contrasto. Serve Renelus, un po' trattenuto da Critta, ma riesce a servire Di Marco che avanza sulla sinistra, il filtrante. Bravo Battistini. Anche Battistini, dopo il rientro dal prestito a Crotone, praticamente è diventato tornato quello di prima, no? Sì, Diciamo è diventata una sicurezza al 101%, come fosse neanche l'anno della Serie B, no, di sicuro. Walter dice Furrer per me è il vero talento dell'Eco non Zanellato. Beh, nel dubbio è meglio averli entrambi, no? Diciamo che li abbiamo entrambi e va bene. Sì. Zanellato ha più esperienza, Zanellato poi dà ordine. Furrer ha ancora qualche giocata poca illuminante. continuità. Sì, Furrer ha grandi margini di crescita. secondo me. Sì. Anche perché poi Furrer si spende tanto in ripiegamento, quindi non è il genio sregolatezza che sta là e ogni tanto accende la lampadina, no. Beh, Zanellato recupera una Tanto bella recupera palla. un attimo pallone, la palla al centro per Metlica, la palla dentro intelligentissima per Rizzo che poi fatica un po' a girarsi, poi alla fine si disperde un po' l'azione, c'era fuori gioco, ma la palla di Metlica per Rizzo è stata spettacolare. Come di là il recupero palla di Mallamo, che ha portato poi al tocco di Zanellato. Però loro sono da attaccare. Perché Metlica qui ha perso anche un po' il tempo per calciare, avrebbe potuto anche calciare un po'. Sì, anche se la soluzione in verticale non era male. Secondo me Rizzo ha aspettato un po' troppo. Poteva sai tirarsi e cosa? tirare. Ha fatto fatica a girarsi probabilmente per il campo. Comunque Rizzo si sta dimostrando in crescita in queste partite. Ma scusa, Rizzo è da un paio di partite giocate in dubbio lui e Pellegrino, dopo una convocazione nazionale, mi pare, poco prima, da lì basta, è diventata una sicurezza. Molto affidabile. Citteri intanto guadagna 18 fallo. minuti, 1-0 Lecco, la rete a decidere l'incontro fino adesso di Furrer, la terza sua stagionale. Un Lecco che ha spianato un po' subito la partita, direi bene, per tutti i discorsi che facevamo all'inizio del match. Adesso è molto salita l'intensità, soprattutto in attacco, e anche a centrocampo diciamo che il Lecco è padrone al momento, quindi vantaggio assolutamente meritato. Di Marco la battuta dalla tre quarti dentro, ribattuta subito da Sipos che si spende anche lui come sempre in retroguardia quando c'è da lavorare sulle palle alte, e poi Propatra che sbaglia il servizio laterale sulla sinistra, Battistini va per la rimessa in gioco, 20° del primo tempo, 1-0 Lecco Furrer. Vedremo se ci sarà ora la reazione della Propatria che ha subito ancora un un po' manca. Metlica intanto subisce un paio di falli ma resiste e lascia a Critta per Mallamo che anche lui nelle ultime partite ormai ha preso la titolarità e non la molla. Non la molla. Beh, anche perché è forse il giocatore a centrocampo che più fa legna, no? Fa le due fasi poi, sì, perché è capace anche di inserirsi. Sì. Infatti all'inizio lo schierava addirittura come sostituto di Frigerio nei tre davanti, poi pian piano ha preso il ruolo di mezzala, quindi Zanellato stava per perdere palla e fa un falletto. Sono quei giocatori equilibratori che piacciono tanto agli allenatori, no? Sì, sono quelli che servono. Sì. Quindi bene. Intercetta una palla Metlica ma sbaglia il tocco Citterio dentro per Mastroianni, non arriva la palla, Zanellato combatte con
Renelus, palla dietro per Ferri che arretra ancora dai compagni. Intanto mi dicono già che l'Italia è in vantaggio 7-0 su... No. Siamo solo al secondo minuto di gioco. Comunque Gattuso ha detto mai dire mai. No, ma lui infatti si è offeso sul Bakker, ma lui ha solo detto è improbabile, ma mai dire mai. Puntano sull'effetto sorpresa perché non conoscono più Esposito e quindi... Però secondo me saremo sull'8-0, ma segnerà Haaland e ci manderà a pallino tutti i calci. Allora, se vince 9-0 l'Italia andiamo a piedi fino a, non so, fino a un voto... Non so, fino a Oslo. Fino a Oslo a piedi. L'avete detto, In Vespa. Voi l'avete detto, io non ho detto niente. Ma non lo so, credo che sia... Allora, io do le stesse probabilità che Atlas la cometa sia un'astronave aliena, come dice Avi Loeb. No, secondo me ci sono più probabilità che Atlas sia un'astronave aliena. Perché scientificamente, fisicamente può anche accadere. Sì. Che scientificamente, fisicamente... che è più... No, beh dai, più spoiler. Mai dire mai. Tanto divaghiamo perché sta succedendo poco in questa fase. Tanco coperto bene su Renelus, ha guadagnato la linea di fondo, anzi ha subito il fallo. Tanto prima non l'ho detto, ma adesso è stato esposto e poi è stato tirato via lo striscione in memoria di Colino, Nicola Callone, ci tengo a sottolinearlo dai ragazzi della Nord, non ti dimenticheremo mai, adesso vado a memoria, non era di questo genere, sì. E 1-0 al 22esimo. E noi pressiamo e guadagniamo un altro pallone con il Mallamo che addirittura si lascia andare un tacco. Beh, utile però funziona. Esatto, l'unica giocata fattibile. Tanto Frigerio lanciato in area. Frigerio si è visto poco fino adesso, però si accende. Secondo me il movimento suo sta dando tanto fastidio e Rizzo se ne avvantaggia. Assolutamente. Vediamo se si accende, che potrebbe essere comunque importante. Di acqua ne sta cadendo tanta. Rimessa laterale, Tanco come sempre. Vediamo se cercando di recuperare lo schema di prima. Rimessa lunga. Sì, con Sipos vedi che torna dalla linea di fondo, la palla arriva in quella zona, si combatte, la palla che rimane lì, non c'è nessuno, peccato. Mentre rimane a terra un giocatore del Lecco, ma non mi sembra di aver visto nulla. Battistini non rischia, serve con palla alta, intelligente. Col campo che c'era, meglio non rischiare che... Intanto chiamano la gomitata in aria, Tanco fa segno del gomito su Führer. Sì, vediamo. Magari andiamo a vederla. Non lo so, perché Tanco faceva segno alla panchina, gomito. Vediamo. Aspetta. Cacchio, io guardavo con l'altro. No, però vorrei rivederla bene, perché... Però non lo so. Non so se per giocare tale. Secondo me. Però gioco la chiamano. Sì. Allora si va a guardare la presunta gomitata. Quindi c'è stata l'indicazione di Führer, presumo. E mi sa la panchina. Tanco alla panchina faceva cenno di andare a controllare. Vediamo. Vediamo, c'è il check in corso. Comunque devo dirvi che questa formula chiamata la preferisco molto di più rispetto al VAR della Non Serie A. Io non sono un grande fan in generale del VAR, quindi... No, per come viene usato in Serie A nemmeno io, vediamo. Sì, forse questo... No, non è una gomitata, è una manata. No. Però mi sembra un po' leggerina. Secondo me stava semplicemente aprendo le braccia per staccare, appoggiandosi alla spalla del mi sembra un po' debole. Però ti dicevo, il fatto che sia chiamata lo preferisco molto di più che con la discrezionalità del VAR. Però sai che rivisto così... ma non affonda. Mi sembra un po' fortuito. Sì, un po' fortuito. Cioè lui appoggia il braccio su quello di Führer, quindi è fallo. L'arbitro è stato ingoiato dal... però scusa, no, fallo no, dal monitor. E dentro, è finito dentro nell'azione. Cioè, oddio, posso dirti, a centrocampo fischi fallo però. Sì, con una cosa del genere, in area però... Perché il braccio l'ha appoggiato. Intanto vi dico, ma giudici l'abbiamo mai nominato? No, io non ho ancora visto. Ma io non li riconosco oggi, quindi... non so, anche Fausto fa un cenno un po'. No, non va sulla palla, prende vantaggio e lo allontana. A centrocampo il fallo lo dai. Non so se in area dai il rigore. A centrocampo il fallo lo dai. Una bella responsabilità questa, vediamo. Infatti c'è Rizzo che fa cenno. No, non ho capito che gesto stia facendo lui. Vedi, va prima sulla faccia e poi sul pallone. Lo stacco, quindi... Diciamo che tutte e due, darlo e non darlo, sono tutte e due. Io sarei curioso se si potesse iniziare a dare il fallo a 2 in area.
Vedi, Una questo volta, non è un una volta fallo sì, da no. rigore, però un fallo a 2 in area secondo me ci starebbe. Cioè, perché non è gravissimo come fallo, però è fallo. Vediamo? No, secondo me non dà niente. No, Niente. niente, Però nessun vedi, rigore per il Lecco. l'area di rigore, il problema è che devi avere una roba talmente grave da dare il rigore, Sì, però certo, sì. o magari potresti fare una roba del tipo, come si faceva da piccoli, no? Calcio d'angolo. Comunque continuo a sostenere che l'area di rigore deve essere più coperta dalle telecamere, perché sennò è troppo... Quantomeno deve esserci una in linea. Sì, è troppo importante l'area di rigore per essere sguarnita dalle telecamere. Almeno uno dietro la porta ci deve essere, fissa. Sì, quello è un altro tema delle telecamere, perché tante volte ci sono episodi che non vedi perché non c'è la copertura. No, è vero. Ma anche Quello solo è fuori assurdo. gioco. Esatto. Anche solo fuori gioco. Cioè, chiaramente se vuoi usare la tecnologia o deve essere usata al 100% oppure non ha senso. Furlan ha rischiato un po'. Sì, rischia di farsi male invece, attenzione. No, Sì, perché lì si scilpa la calda. Allora, andiamo in pubblicità, Fausto, mi fa piacere. Torniamo subito. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. I dati che dai. Intanto, occasione per la Pro Patria, la conclusione di Mastroianni al limite dell'area, alla respinta di Furlan. E poi Tanco che appoggia in angolo per non rischiare. E allora seguiamo il corner per la Pro Patria. Tra l'altro noi la chiamata, ne abbiamo una ancora per Il primo tempo, sì. Sono due per ogni Due a tempo. tempo. Cioè, quindi tutte Sì. e due le squadre l'hanno bruciata. Se la indovini continuano ad certo, essere due, certo, come certo. nel tennis una volta. Sì. Certo. Occhio il falco, così va? Occhio il Sì, falco. occhio di fuoco, sì. Che adesso è diventato invece prassi. E sì, anche Tra l'altro perché inizia adesso. sì, tra poco c'è Sinner contro Alcaraz, Alcatraz. finale dell'ATP Finals a Torino. Tanto braccio Sempre tanto alzato, tempo per battere questi calci d'angolo la Pro Patria. angolo dalla destra, palla dentro, la spizzata sul fondo di Masi. Sì, probabilmente Masi, e poi non arriva il Masi è un compagno. motolese. Cognome stranissimo, motolese. Furlan che si appropinqua alla battuta. Non è che prima ha rischiato, non l'abbiamo detto, ma Motolese. su un rinvio è scivolato un pochino e per poco non si faceva recuperare dall'avversario. Non ho visto se era Mastroianni. No, infatti mentre parlava io e te abbiamo avuto un mezzo mancamento per quello. Esatto, quindi... Tanto si lotta a centrocampo con queste palle alte che oggi sono una soluzione, insomma, visto anche il campo, secondo me non piove più E forte. non come l'abbiamo prima sfruttata adesso. poi così tanto Sì. fino adesso, eh? No, perché stiamo comunque giocando abbastanza bene anche palla a terra. Intanto Rizzo chiude, Che pressiamo, l'avanzata a cioè noi sinistra fondamentalmente siamo andati in pressione di e Citterio. abbiamo guadagnato palloni sulle rigiocate sbagliate loro. Bravo. Chiude molto bene ancora una volta Metlica. Metallica. Tanto continuano a scambiarsi Citterio e Renelus. Ora che Citterio È di là, e Renelus è sì, qua. è venuto da questa parte adesso. Di Marco si avvicina Di Munno. Renelus prova ad andare sul fondo e poi si piglia una sportellata da Tanco che mette palla in fallo di fondo, quindi angolo per la Pro Patria. Terzo calcio d'angolo, 3-2 per loro per quanto riguarda i corner. Di Marco che come il a mezz'ora. fratello batte sempre lui. Il piede di famiglia Se probabilmente. c'era la Juventus davano rigore d'espulsione. Vabbè, adesso, sempre con questi cliché, dai Domenico. Diciamo, facciamo così. Negli ultimi anni, le non squadre lo di dico da Juventino, negli Aspetta, ultimi anni non è che gli scusa, sono le squadre arrivati di così Marotta, tanti. dai. Esatto. Le squadre di Marotta lì. Marotta. No, perché negli ultimi anni, esatto, da quando Marotta è andato via la Juve, non è che proprio la Juve sia trattata benissimo, ecco, dagli altri. Tanto spreca... E ci mette anche del suo. Sì, esatto. Spreca Di Marco con la rimessa che finisce direttamente sul fondo. Attenzione, 11-0 dell'Italia. Pareggio del no. Mannaggia. Accorcia le distanze 7-2. Allora Marco, buonasera a tutti, saluti da Rotterdam, forza Aquila Blu Celeste. Ciao Di Marco, Ciao camionista. Di Marco. Sei per lavoro ad Amsterdam, Marco, allora buona trasferta comunque. O sei andato a vedere l'Ajax? Andato a vedere il PSV? Ajax. PSV. No, scusa, PSV, Rotterdam, sì. Pardon.
o lo Sparta Rotterdam anche. Giusto. Quindi facci sapere. Ping pong? Ah no, ok. Beh, Sipos la mette giù, poi scivola il giocatore della Poppate, No, ma scusa, riesce abbiamo comunque detto a che il servire Feyenoord a Rotterdam, ci siamo Giusto, confusi. bravo, Eindhoven, ok. PSV. Esatto. Lancio lungo a cercare Sipos. La mette giù in qualche maniera, riesce a poi divincolarsi in mezzo a tre, sì, ce la fa, poi... È circondato da 5 uomini in maglia rossa, sì. era Sipos, Sì, ma e ne stava per uscire se non avesse avuto un campo infame. Guarda che pressione che facciamo Tanto oggi, Frigerio clamorosa. no, senza fallo, Bravo. Frigerio, la Sipos che gira per l'inarrivato Mallamo. Tra l'altro cadono come mosche su questo campo. No, si perché scivola si tantissimo. sì. Secondo me non piove più forte. No, non come all'inizio di sicuro. Però il campo... Il campo però ne risente. sì, sta sentendo. Battistini, cerca il compagno libero, non serve giustamente Zanellato. Poi Tanco va profondo, bello il servizio per Mallamo. Tanto spazio a centrocampo Furrer. ora. Furrer che punta, poi serve Zanellato in posizione di tre quarti, laterale per Metlicca, il cross bello dentro e arriva Rovida a fermare Ha preso Mallamo. anche un colpo fortissimo, anche Mallamo forse. Sì, si sono scontrati due, il fallo non so se darà fallo a Rovida, in favore di Rovida, perché di solito si dà fallo al Gran portiere. palla, bella palla quella di Rizzo. Metlicca mi era sembrato, no? O Rizzo Metlicca. Che non ho visto. Perché Sipos non è arrivato per un niente e alle spalle c'era Mallamo, credo, vediamo. Metlica. Sì, ma La palla è di Metlica e Mallamo va... Mallamo va a cercare di inserirsi, ma interviene Rovida che salva tutto e poi c'è anche il fallo. Penso fallo abbia da... Ah no, rimessa dal fondo. Probabilmente non ha toccato nessuno alla fine. Niente. Brivido comunque nell'area del... Sì, Mallamo che è della rimasto un Propatria, po' perché... contuso perché ha preso una bella botta. Ed è la seconda palla simile. Prima era stato forse Rizzo quando l'aveva data a Sì, Sipos. da destra sembra stato Rizzo. Palla diversa, però ha messo scompiglio anche lei. Intanto Renelus riesce a saltare un paio di uomini e serve Citterio che tira una scamorza. Però la Propatria riesce a tenere palla alta. Va sulla destra con Giudici, che prova a saltare l'uomo, non ci riesce, ma alla fine il rimpallo lo favorisce ancora e serve il compagno della Propatria che dà per Renelus dentro, riusciamo in qualche maniera a ribattere e cerchiamo di ripulire la palla con Critta, l'appoggio a Mallamo, poi il tocco centrale per Sipos in posizione di regista addirittura Sipos che con addosso due uomini sportella e serve Battistini che va al lancio lungo dove c'è Frigerio che la mette giù in qualche maniera, poi cerca il Dai, rimorchio qualcuno. palla dietro per Furrer, il giro non c'è il giro stavolta. Questa è una bella occasione. È un po' sprecato qui Lecco, Questo perché è sprecato. nessuno ha seguito lo sviluppo dell'azione però in verticale, perché poi quando ha sterzato lì Frigerio non ha trovato compagni subito per la prima giocata in appoggio, rivediamola. Perché cade è un giocatore che chiede un fallo che non c'è. C'è spicato per la palla dietro, Furrer ha provato a girarla, ma Comunque ti posso dire, la soluzione è il lancio lungo dalle retrovie, l'abbiamo visto prima con lancio di Critta, adesso con Battistini mette sempre in difficoltà i due centrali della da sfruttare di più in molto questa più, fase di partita. assolutamente di più. sì, anche perché Sipos è difficile da gestire. E diciamo che sta facendo una spallate Sipos sul campo tiene occupati due uomini. Sì. Poi abbiamo anche giocatori per adesso Zanellato perde una brutta palla. Zanellato è già la seconda terza che un po' si addormenta. Cose buone a cose meno buone. Adesso diciamo in qualche maniera. No, però dico, abbiamo anche giocatori per lanciare, Metlica, Zanellato, Certo. Battistini, Critta anche. Critta che si è visto poco, molto accorto alla sua partita lì da braccio. Bella l'uscita qui col doppio triangolo, poi peccato. palla che rallenta, Zanellato non riesce ad arrivare, poi Lì a Metlica Zanellato è mancato un chilometro orario per arrivare sulla e palla. anche la palla è un po' rallentata, tanto fallo per noi. Fallo e noi andiamo in pubblicità. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco.
Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Entriamo con... Non cambiano i risultati nemmeno a Vicenza, 1-0. Intanto vedete che piove di meno rispetto a prima. Steso intanto Ferri, qua brutta posizione vicino al vertice dell'area. Eh sì, punizione per loro, la seguiamo. È stata ammonito Critta. Tanto Marco, salutiamo ancora, vi seguo solo su YouTube all'estero, ciao ragazzi. Bella parte, Lecco vince, buon gioco forza ragazzi, non mollate. Marinella, ciao. Secondo voi a gennaio Walter chiede, poi sappiamo la punizione, non sarebbe logico prendere una ONS per fare rifiatare il grande Leon? Cos'è? Una punta? Ndonghe, oggetto misterioso, ma Ndonghe lo andiamo a dire da quest'estate che serve, quindi palla battuta al centro dell'area piccola, tiro a fil di palo. Reggiori sbaglia. Reggiori ha sbagliato un gol perché si sono praticamente ha avuto anche il tempo di mirare, tra sono intavanati lì tra il dischetto e la linea dell'area di rigore, la palla è rimasta lì, finito tre giocatori a correggio, oddio, stava andando all'indietro, ha dovuto concludere in fretta perché c'aveva degli uomini davanti. Buon per noi che non ha centrato la porta, perché pericolosissima questa situazione. Va vicino al pareggio la Pro Patria, che ha concluso 2 volte con pericolosità in questa partita, con Mastroianni, parata di Furlan non difficilissima, e forse questa è l'occasione migliore, anche se non ha inquadrato la porta. Sì, diciamo che forse quella di Mastroianni Furlan alla fine l'ha gestita. Anche perché era un po' sul portiere la conclusione. E poi comunque era una conclusione da fuori, Furlan ha dovuto impegnarsi, un po' come Rovida sulla conclusione di chi era? Zanellato. Sì. Perché il campo l'ha resa complicata, questa invece è la situazione... Cioè, qui se avesse centrato la porta la vedevo durissima da salvare per Furlan. 38 minuti però rimane l'1-0. Noi comunque abbiamo, diciamo, dato solidità al risultato perché abbiamo avuto almeno 2 o 3 situazioni favorevoli. A Papate al momento non ha ancora dato l'impressione di meritare il pareggio, ecco. Assolutamente. Di Munno, per Motolese. Di Munno che ricorderete una presenza sola nel 2021 per pochissimi minuti nel Lecco. Bravo in questa occasione, chi è Tanco ancora? Nostra. Rizzo che ha salvato. Rizzo, bravo, guadagna la rimessa dal fondo, Rizzo ma complimentarsi Metlica con il giovane compagno. Sì, ha contenuto di Marco, alla fine ha guadagnato la rimessa dal fondo. È un Lecco molto accorto oggi, Tanto attenzione Mallamo, la botta di prima, ragazzi, la botta di prima si è stata tosta. Zona adduttore, se non ho visto male, sinistra, coscia sinistra. Invece c'è Bonaiti. Sì, probabilmente. Bonaiti che non gioca da un po', no? Ruolo per ruolo. Sembra che non entri da qualche partita. Ruolo per ruolo Bonaiti, oppure potrebbe rischiare Pellegrino. Al 38esimo del primo tempo la voglia di rischiare di Valente è pari a... Puoi mettere Marlone dietro. È pari a... Attenzione, a 6-0 dell'Italia in questo momento. E d'altra parte un cambio devi farlo. Quindi, vediamo se non ce la fa, alzano, perché... o rischi Pellegrino... A gioco fermo si è accasciato. Ma rischi nel senso, dal mio punto di vista, perché Pellegrino è un rischio. Sì, una punta Walter, abbiamo capito. Oppure metti Marlone. Però oggetto misterioso, non gioca mai, poraccio. Quando è entrato ha fatto intravedere di avere anche delle doti fisiche anche. Però se non gioca mai. Anche alla Wii non mi è dispiaciuto, ma Valente... Alla Wii ha dato buone impressioni finché è subentrato. Quando ha avuto la titolarità si è un po' perso, forse troppa responsabilità. Marco e Ryan, fatevi 2 bei boccali di birra dopo la partita, scrive Enrico. Altro come quando c'è il Dream Team doppio Stefano è sempre piacevole seguirvi. Grazie. Una doppio Stefano al malto. Esatto, una doppio malto. 39 e 30 secondi con Mallamo che sembra in grado di recuperare e di rientrare in campo. Vediamo. Tanco poi magari alla fine del primo tempo fa le sue valutazioni negli spogliatoi Valente. Tanto si può provare a rincorrere. Ryan è ad Anversa invece. Non siamo distante, tutti in Olanda. C'è questa sezione staccata di Lecco in Olanda. Anversa è in Belgio, bravo. A proposito di birra. Esatto, no, Anversa è Belgio. Facevano il torneo di tennis in cui regalavano la racchetta di diamante. Non c'è la nuova squadra, quella nuova diciamo così, quella un po' più... No, quella è Saint-Gilloise. Non è Anversa. Dove? Nel Belgio? No, in Champions League. Non lo so. Saint-Gilloise, che è la squadra dell'Alto David, quello buono. Ma di dov'è? Palla dentro, sulla rimessa laterale.
e messa Ha fuori. giocato contro l'Inter. Sì, che c'è Promis David che è il David buono. Non avevo non è che l'avessi seguita quella partita benissimo, non avevo capito neanche di dove fosse quella squadra. Sì. Tifosi dal Benelux, certo, sì, dai Belgio, Bassi. Olanda e Lussemburgo. Ci manca uno dal Lussemburgo. Belgio, Netherlands, Luxemburg. Tanto teniamo Recuperiamo pressione palla in zona alta, attacco con Frigerio, il tocco per Metlica, l'attacco su fallo. Frigerio, su chi è quello là? Era Metlica? Fallo, No, E non sporcatevi la maglia, smettete di rotolarvi. Ammonizione. Tanco? Battistini? No. Nomi a caso, vediamo. No, Battistini. No, Battistini, sì. Battistini, sì. Che si era sganciato. Qua Sì, vanno tanto le triplo malto, ci Ammonito dice di Ryan, Munno. ad Anvers. Di Munno? Di Munno, sì. Di Nunno o di Munno? Di Munno. È zona di Nunno quella lì, da dove è arrivato con la macchinetta. Come sta Di Nunno a proposito? Qualcuna notizia? No, non abbiamo notizie fresche di Nunno. Ma è sempre Baranzate? Sì, penso di sì. Mica avevano detto che gli proponeva la presidenza onoraria di qualche squadra, non mi ricordo più di chi. Di? Cerignola. Ah, giusto, bravo, l'audace Cerignola. Dove c'era Calabro fino a qualche tempo fa, giusto, Cerignola. Si chiama la punizione di Metlica o di Critta col mancino? Due soluzioni. Siamo sull'esterno. Vabbè, solita finta destro. di Metlica, poi va Critta. No, è il contrario. Va Metlica, bella dentro, però mette fuori la difesa, Critta prova a rimetterla dentro, non ci riesce, la palla rimane lì, limite dell'area, palla che rimbalza, poi alla fine arriva Reggiori, anche se poi Lecco riesce a ributtare avanti. Sipos ci prova di testa. Sì, poi ci prova, perché già una volta è andato più alto delle braccia del portiere. Quindi. Il Royal Antwerp non è male, dice Ryan, ha fatto la Champions 2 anni fa, quindi squadra belga che però non ricordiamo in Champions, forse ha fatto i preliminari, suppongo. No, io Non non ricordo me lo nel ricordo. girone. No, infatti. Nei gironi, perché poi 2 anni fa c'erano i gironi ancora quelli Abbiamo classici. il Pafos di Giaretta in Champions, Esatto. quindi. Questa formula della Champions ci sono tutte. Ci sono tutte, sì, non so. Poi però puoi trovare calendari, adesso senza nulla togliere, quello dell'Inter molto più agevole di quello della Juve, per esempio. Poi, Sì, quella è sempre un invece po' quella caso. cosa che non mi piace. No, il fatto è che l'Inter ha avuto 4 partite facili, adesso le altre 4 sono quelle abbastanza... difficili, Sì, sì. c'è Però sai, Atletico, là, ti però spiani la lì classifica e già... Inizia a fare 12 punti La comodi. Juve, che ha fatto comunque abbastanza schifo, diciamo, sì, però sì, ha trovato subito Certo, le ha 4 trovato più il difficili. Borussia, Sì, sì, sì. sì. Real, Accettiamo. Borussia, Rizzo poi è chiuso. Sporting Lisbona. Sì, è una formula, a me personalmente non piace. Sì, preferivo i gironi. Molto il anche se- girone è molto più... Oh, sbuccia il pallone Sipos, attenzione alla ripartenza. No, sì, allora, qua c'è- Zannellato va a Zannellato prendersi il giallo. non prenderlo giallo, bravo. No, è munizione. No, Ah, no, se l'ha gli preso. arriva lo stesso. Io l'avevo lasciato andare, tanto stanno recuperando. Sipos le fa belle anche ancora quando sbaglia, è stata una lisciata bellissima Primo quella di monito della Sipos. partita Zannellato. Comunque a proposito di Nunno, ho sbagliato, non è Cerignola, è Canosa. È Canosa. Ah, giù, Canosa, è vero. Perché mi sembra stanno a Cerignola, una società troppo seria. Secondo me potevi provare a lasciarlo andare, però vabbè. La scelta è stata questa. Di Marco, Sentono dei rumori, Fausto, da di là. Non so. No, Di Marco, la battuta, punizione centrale, secondo palo, riusciamo a rilanciare altro poi liscio. un lisces di Masi, Meno male. o Masi o Ferri, mi sembrava Masi. Luke scrive sì, ma non è greco. Chi? Ah, perché Walter forse ha scritto Tsipos, un po' come Tsitsipas. No, Sipos. Tsitsipas. Che si è perso nei meandri della sua mente. Tra l'altro, Royal Antwerp è la squadra di Anversa, ha fatto i gironi del vecchio stile. Ah, sei il Marco. Ah no, ma Guarda, sì, fa- perché sì, Anversa, sì, scusa, sì. Anversa sarebbe la squadra che era, tra virgolette, semi-gemellata con lo United, se non ricordo male. Tanti giocatori dello United andavano all'Anversa a farsi le ossa, tra cui qualcuno... All'Anversa e viceversa. No? Facevano. Facevano solo Anversa, mai basta. viceversa. Solo Solo in Anversa, non Anversa, in solo Anversa. Anversa, mai viceversa. Tra l'altro gli scarti del Manchester United degli ultimi anni me li immagino. Cioè, già quelli che hanno ne ha chiamato- 60 in squadra, tipo il Chelsea. Che ha Perché quest'anno tutto sommato lo United. Sì, 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 poi in sì. ripresa. No, quest'anno sta... Sì, E beh, sì, hanno sì, preso sì. Amorim che ragazzi... Beh, sì, però non ha, giocatore. no, lo so, ci ha impiegato però un paio d'anni già lì. Beh no, Amorim mi sembra che è arrivato, Amorim se non ricordo male, l'allenatore, è arrivato a metà squadra, a metà stagione l'anno scorso. Sì, l'anno scorso. Ma Perché ha fatto c'era 2 anni fa e non tutto l'anno scorso. Tenag, Sì. c'era Tenag, mi pare che l'hanno spedito e anche quest'anno Tenag ha fallito. Io ho l'impressione che sono passati già 2 anni, però magari... Io, Bene, sapete che la mia memoria... diciamo che il post Ferguson non è facilenta. stato esattamente No. brillante.
Il nome fiammingo di Anversa, Antwerp, sì. Sì, no, ma se ricordo bene l'Anversa è stata... Anche in inglese credo sia Antwerp, no, qualcosa del genere. Beh, l'inglese è un misto tra l'olandese, il Dutch e il latino. È una lingua mezza. No, 4 minuti di recupero, ragazzi. Sì, c'è stato tutte e due le chiamate. Due check. E poi anche l'infortunio, mezzo infortunio di Mallamo. Rimane lì, ci prova la Propatria. Anzi, sfonda per vie centrali, prova il servizio profondo, Mastroianni cerca la sponda, ma bravissimo. Addosso Battistini che non lo molla. Poi arriva anche Frigerio, alla fine vengono ribaltati, ma Metallica cerca di mettere ordine. Che si rallenta la palla, ce la fa. Come cavolo si chiama? Reggioli non lo blocca, poi sbaglia però. Molti tocchi sporchi, ora, attenzione, sbagliano anche errori, loro, sì, perché è difficile controllare la palla adesso. Qui se il giudice andava a segno era rosso diretto. Nel dicembre 2023 ha battuto il Barcellona 3-2, dice Ryan, davvero? Sì. Assolutamente non ho memoria di questa cosa. Cioè, ci sono disquisizioni linguistiche. Attenzione, post una spallata. Perché Ryan dice anche se Antwerp è il nome inglese. Antwerpen, sembrava che fosse in inglese Antwerp, sì. Antwerpen. Ma non ricordo perché appunto seguendo molto il tennis negli anni 90 era un torneo importante Anversa, molto ricco, regalava la racchetta di diamanti, mi ricordo. Poi è tornato come ATP 250 negli ultimi anni, poi si è spostato a Bruxelles. La racchetta di diamanti lì calciatore regalavano? No, è proprio tempestata di diamanti. Tutto tempestato. Penso che valesse anche Ma mica gli hanno regalato la racchetta d'oro a chi? A Sinner, no? Non lo so. No. La racchetta placcata d'oro, o placcata o completamente d'oro. Ma quello è la cafonata in Arabia. È cafonata dalla me. Ho capito, ma è un torneo che vale come il torneo che puoi fare a Belledo, cioè al tennis club a Belledo. Cioè, inizia a Belledo, inizia a dargli una racchetta d'oro e vedi che ti arrivano i giocatori. Sfondati di soldi, ma è un'esibizione. Fra 10 anni nessuno si ricorderà che Sinner ha vinto l'esibizione Six Kings Slam. E poi la racchetta d'oro in casa ce l'ha. Sicuro che poi lo fanno anche per i soldi, perché hanno bisogno di soldi, no, i giocatori, perché poi lo sappiamo che i soldi chiamano soldi. Ma ti assicuro che i giocatori di altissimo livello l'unica cosa a cui pensano sono gli slam, punto stop. Pensano i soldi. Tanto che differenza gli fa a Sinner o ad Alcaraz? Ma allora 5-6 milioni di euro. Non gli cambia la vita. Cioè non gli cambia la vita. Pagano bene anche il loro staff. Perché vive a Monte Carlo? Quella è un'altra ragione. Perché un'altra i soldi interessano. È una motivazione più fiscale, senza voler fare polemica, per carità. Perché magari lo faremmo anche noi. Perché gli interessano i soldi? Perché paghi meno tasse. Comunque, vabbè. E quindi hai più soldi. Anche se poi non è vero in realtà, perché la tassazione dei premi che vinci dai montepremi si paga nel paese in cui ti fanno il bonifico. Quindi anche lì c'è un po' se piloti e tutti vivono che stop, per esempio guarda Leclerc che vive a Monte Carlo. No, è di lì. C'è qualcuno che ha contestato a Leclerc il fatto che vivesse a Monte Carlo, perché ha detto che lui è monegasco. No, però vabbè lì l'ex prescelto. No, è predestinato. Scusa, predestinato. Beh, è ancora predestinato. C'ha 30 anni ormai, però pure adesso è predestinato. È ancora predestinato. Cioè io gli voglio bene, bravo ragazzo. Non può dirglielo più perché non vince il campionato da 15 anni. Più, però io non credo che adesso se dovesse vincere una gara il buon telecronista di Sky direbbe Vanzini, il tanto amato Vanzini direbbe ancora il predestinato. Cioè, io arrivo dai mazzoni perché almeno Verstappen è predestinato, poi ha vinto fischiata tanto alla fine. Allora, senza far polemiche, finita il primo tempo, questo recupero è successo veramente poco. Non bisogna far polemiche, è divertente far polemiche. No, di qualche ferrarista Verstappen si sapeva che era un predestinato, ha dominato per 4 anni. Beh, tra l'altro sportellavano tra di loro Verstappen e Leclerc. Sì. Finito il primo tempo. La Ferrari non è sicuramente la migliore macchina. No, è tipo una macchina a pedali ma senza i pedali. Gli hanno tolto pure quella. È fondamentalmente quella vale più. Allora, finito il primo tempo, Fausto, no? Benedetta non si riesce, dici? No. Non ho capito la tua smorfia cosa volesse dire. Abbiamo un problema con la connessione col telefono, okay. Adesso provo però a vedere se questa riparte. È bellissima. Secondo la storia il romano Antigone tagliava la mano ai marinai che non pagavano gettando la mano per fondare la città. Ad Anversa? Significa lanciare la mano. Bello questo. Bello, vorrei vivere ad Antwerp. Bello questo aneddoto, grazie Ryan per avercelo raccontato. Il primo tempo le statistiche, riassumendo,
un tiro fuori a testa, 2 tiri in porta per il Lecco. Uno di questi ha prodotto il gol del vantaggio di Furrer, 1-0 per il Lecco. La E ci vuole. Intanto continuano le disquisizioni linguistiche tra i nostri amici ma ragazzi, a casa. abbiamo ascoltatori di tutt'altra classe rispetto a dall'estero e di alto lignaggio. Giancarlo, ma io smetto di seguire la partita su quelle cosa più interessante degli ultimi quarto d'ora è la disputa è la disputa linguistica. Se Fausto mi conferma che allora non c'è Benedetta, brevemente ragazzi un commento a questo primo tempo. Massimo, direi che possiamo essere soddisfatti perché abbiamo rischiato comunque poco. Sì, abbiamo rischiato poco, abbiamo giocato meglio sicuramente, abbiamo trovato un gol, potevamo anche fare il 2-0, abbiamo avuto un paio di occasioni per fare il 2-0. Vedo comunque un Lecco in palla, non mi è piaciuto molto l'approccio, però poi siamo molto saliti di intensità, abbiamo rischiato poco dietro, davanti stiamo facendo una buona partita, a centrocampo anche, quindi per ora vedo un Lecco in controllo. Il campo devo dire che ha tenuto nonostante la forte pioggia iniziale, quindi si riesce anche a giocare palla a terra, quello che stanno facendo a centrocampo Mallamo, Metlic e Zanellato. Bene Sipos davanti, ottimi dietro, secondo me tra Tanco e Battistini veramente ottimi, e dico che secondo me la soluzione lancio lungo ha creato molti grattacapi alla difesa della Pro Patria, e quindi insistere su quella via, però per ora vedo un buon Lecco. Sei d'accordo, Ste? Sì, abbiamo usato quei primi minuti probabilmente per capire com'era il campo, e abbiamo capito come giocare, abbiamo capito che loro partono da dietro ma non sono in questo granché, quindi li abbiamo pressati tanto e abbiamo guardato tanti palloni là davanti, quindi abbiamo lavorato bene sui lanci lunghi e tutto, e niente, abbiamo interpretato bene la partita. Certo, loro non mi sembrano niente di trascendentale fino ad ora. Non dico che sia stata una delle peggiori squadre che per il momento ho visto, ma hanno un buon potere, perché sì, ha salvato un paio di situazioni molto critiche, e per il resto li abbiamo messi abbastanza in crisi. E allora 1-0 al riposo, noi ci sentiamo fra qualche minuto per raccontarvi la ripresa. No, forse c'è Benedetta, mi dice Fausto, attenzione, sorpresa da Anversa direttamente anche... No, da Monticeppi. No. Allora c'è? Sì? C'è Benedetta. Benny, mi senti? Benny, mi senti? Io la sento lontanissimo, no, Fausto. Ho proprio un... Sento, adesso ti sento, Benny, ecco. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Un primo tempo, Benny, con il Lecco in controllo fondamentalmente, perché non ha rischiato tantissimo dopo il vantaggio, avremmo forse anche potuto far raddoppiare, però su un campo che mi sembra abbastanza difficile, no? Sì, allora, pensavamo forse quasi peggio, considerando tutta l'acqua che è venuta giù e che sta ancora scendendo, però sì, chiaramente il campo non è messo benissimo, ecco, non è proprio in una delle sue giornate migliori. Soprattutto vediamo le zone messe peggio sono quelle in corrispondenza delle 2 aree piccole, quindi insomma chiaramente in una situazione del genere bisogna prestare molta attenzione nei contrasti, perché sai, poi una ciabattata o comunque una palla intercettata male può spalancare magari il campo agli avversari, quindi c'è anche questa variabile qui. Però come hai detto tu, direi che il Lecco sta reggendo abbastanza bene, da vedere se poi la situazione a livello proprio di campo peggiorerà o se rimarrà più o meno quella attuale. Ripeto, non è dei migliori, però abbiamo visto forse più le situazioni peggiori. Però in questa situazione, sì, diciamo non ideale comunque, è un Lecco che è riuscito a giocare bene anche palla a terra nella fase offensiva. Sì, certo, sono d'accordo. Il Lecco comunque ha fatto la sua partita, ha giocato anche con un certo ordine, per quanto, ripeto, poi a volte abbia dovuto andare magari a cercare il contrasto in maniera un po' più dura, però ci sta, nel senso, come hai detto tu, ha giocato bene palla a terra, ha cercato di manovrare, ha cercato di costruire delle trame anche interessanti, e secondo me anche meritatamente in vantaggio. Assolutamente. Ti aspetti poi qualche cambio anche tattico all'inizio della ripresa o si va avanti così? Ma allora, non so se avete visto prima, immagino di sì, che c'era Mallamo a un certo punto non sì, che si toccava attaccato, sì, esatto. Non so se l'adduttore. Non lo so, non ho ben capito sostanzialmente, però era sicuramente un fastidio muscolare. E non so se avete notato che il giocatore che era pronto a subentrare era Pellegrino.
In quel caso io mi sarei aspettata un passaggio, diciamo, col centrocampo a 4 con Furré invece nel suo posto più tradizionale da tre quarti, no? Esatto. Quindi allora al momento sinceramente non mi aspetto grandi cambi, nel senso che bene o male comunque oggi la formazione mi sembra quella giusta, mi sembra che Valente l'abbia azzeccata. Però chiaro, se dovesse esserci un problema magari per Mallamo, perché mi ha dato quasi l'idea che Valente avesse voluto aspettare l'intervallo per fare il cambio, anche se comunque poi quando l'ho visto rientrare mi è sembrato tranquillo, mi è sembrato giocare normalmente. Quindi secondo me l'unico cambio possibile potrebbe essere quello, altrimenti credo che si andrà avanti così e poi cioè, sai, c'è sempre il solito slot magari intorno all'ora di gioco in cui Valente proverà a cambiare qualcosa. Assolutamente. Va bene, dai, allora vediamo il secondo tempo e poi tireremo le somme al 95esimo, diciamo così. Sì. A più tardi, Benny, grazie. Grazie, ciao. Noi ci prendiamo allora qualche minuto di pausa, torniamo però fra pochi istanti. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Lunedì, focus sul calcio dilettantistico lecchese. Il lunedì in serata sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blucelesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su Squadra e Società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blucelesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su Squadra e Società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno, Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Lunedì, focus sul calcio dilettantistico lecchese. Il lunedì in serata sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Fa tempo che anche Stefano si... Siamo già in diretta? Già. Quindi Pellegrino per Mallamo. Sì, la partita sta per iniziare, Mallamo non ce la fa, quindi subentra Pellegrino che andrà a fare il suo ruolo, immagino, di esterno Falco sinistro Pellegrino. con Furrer, che io preferisco... Erizzo? No, Pellegrino va a sinistra, dici? Sì, il suo ruolo. No, a destra di solito ha giocato a destra. Sì, beh, ma ha giocato meglio a sinistra, visto che non... Ha giocato meglio in panchino. Sì, molto esterno, molto esterno in panchina. Di più, un po' di più. Sì. No, Vediamo la parata che aveva fatto però Rovida, ragazzi, sul colpo di testa di Sipos. Poi si è schiantato, poverino, spalancando la porta. Führer, però... preferisco la mia dicitura, non Führer, come lo chiama... Benetta Führer, io Führer. Ma è della Svizzera... 2491 gli spettatori con 22 ospiti. È della ospiti. Svizzera francese, ma io lo vedo più verso l'Austria, il Führer. No, è francese. No, Guillaume. Führer. Guillaume. Ma sono nominato rumori sinistri. Adolfo, no. Rientra Furlan, stavamo aspettando. Spettatori, no, vi ho detto 2491, di cui ben 22 ospiti, attenzione. Io ho detto sono 15. Arrivati con una macchina sola. Si ricomincerà, sarà il Lecco a battere, questa ripresa attacca sotto la Nord, direi che è diventata ormai fortunatamente una convenzione, l'hanno un po' una capita, consuetudine, sì, dopo che per lungo tempo non è stato così. Tanto loro nessun cambio, dovrebbero giocare con Rovida tra i pali, Reggiori, Masi, Motolezze, trio difensivo, Giudici di Bruno Ferri, Di Marco, centrocampo, Citteri Renelus ai fianchi di Mastroianni, mentre noi confermiamo Furlan, poi Battistini, Tanco, Critta, Rizzo, Metlica, Zanellato, Mallamo, Pellegrino. Pellegrino, poi Mallamo. Ma quindi andiamo 4-4. Frigerio, Furlan, Sipos. 3-4-2-1? Beh, solito, sì. Diciamo sì, un po' più... L'origine dei tempi di... Un po' più avanzato rispetto al primo tempo, però un po' più... Al primo tempo... Furrer largo a sinistra. Beh, però alla fine Frigerio è stato là davanti. C'era Mallamo che copriva. Però adesso deve
coprire un po' meno sulla fascia, che è un po' più dispendioso per Führer. Ecco, sì, beh, torna al suo ruolo originale. Esatto. Ecco Pellegrino che è un po' centrale in questa occasione, poi l'apertura per Rizzo che non arriva, noi ovviamente blu celesti per parte della maglia rossa, 1-0 con la rete di Führer nel primo tempo. Signor Gandino, assistito da Munitello, De Tommaso. Che vergogna avere un campo così a Lecco, Rossini quarto e Manzini. Non è malaccio, solo che piove tanto, era meglio il campo d'erba di tempo fa, però. Sì, di qualche anno fa. Sì. Tenuto però, non come gli ultimi tempi. Però, quando c'era il vecchio Bonino, che ti ricordi che se ne prendeva cura? No? Ragazzi, era uno dei migliori campi che c'era. Tanto attenzione, Propate che prova a infilarsi, Tanco fa buona guardia, rilancia verso Sipos, palla imprecisa, la Propate che sembra aver iniziato con un piglio un po' più deciso, Giudici cross, bravo Tanco. Sipos insegue e non ce la fa ad andare in anticipo, però loro stanno provando adesso a metterci sotto. Roberto, pensavo di assistere a un tempo più brutto, invece sbloccato subito il risultato, la partita è un po' più aperta, ora portiamo a casa il risultato, scrive. Tanto c'è stato un cambio anche per loro, non l'abbiamo visto, è entrato Schirò, numero 40, non ho visto il posto di chi. Adesso vado, te lo recupero. Penso lì davanti perché c'è Giudici, ma c'è anche Schirò qui sull'esterno, mentre Führer... Di Munno? Ah no, allora è andato centrale, sì, centrale, in fianco a Ferri. Battistini che si porta molto esterno a destra e sale. Sta sganciando parecchie volte Battistini, mentre Critta dall'altra parte tra i braccetti è stato molto più abbottonato. Bello il cambio di gioco di Zanellato che pesca Führer sull'esterno, poi va per Critta, appunto che non si era mai sganciato, la palla dentro. Un po' pigro Critta, c'ha la gambetta pigra oggi Critta, ragazzi, L'avevi chiamata la salita, è arrivata subito. Sembrava l'Alexandro delle ultime stagioni della Juve, che sembrava che l'attrito dell'aria lo frenasse quando correva. Cioè, tra l'altro, divaghiamo perché la palla è a centrocampo. Alexandro, dall'oggi al domani on-off, cioè proprio fenomeno. Un Kevin Constant dei giorni nostri. Kevin Constant, te ricordi? Sì. Che giocatore. Sta giocando Sinrakars 1-2. Partita riprende è nuovo Constant. dopo un ennesimo malore in tribuna. Non lo so come mai c'è qualcosa nell'aria evidentemente. Anche Sinner ne ha avuti un paio in campo. Tra l'altro io immagino che faccia un caldo spaventoso dentro, Per quello? Per il caldo? Sì. No, perché questi palazzetti qua, quando ci sono 10.000 persone, ragazzi, diventa... non respiri. Propate che prova a risalire di nuovo, largo il servizio sulla sinistra, Mastroianni corre per andare a tenerlo in campo, attacca Tanco, non aveva il 10. Dal centro di Ferri. 99 da noi, no? Placcato. Tipo il 99. Aveva il 9 o il 9 o il 18. Ci sono nostri amici a casa che hanno una memoria molto migliore della nostra. Io mi ricordo il 99 di Mastroianni, o 96, una roba del genere, un numero molto alto. Tanto è rimasto a terra. È un giocatore a terra, sì. Forse è proprio Mastroianni. Sì. No, non lo so perché Mastroianni era sull'esterno. 26, no, facciamo un 6, può essere. Masi forse? No, vediamo. O Masi sì, è il capitano. o Ferri? No, Ferri. Ferri, capitano. Perché ho visto un 6? 25. Dribbling, si scontra con Metlica e rimane a terra. Ma Metlica ha messo le mani avanti per evitare di avere lo scontro, l'impatto diretto. Ha messo le mani avanti per non farsi accusare dopo di fallo. Quindi. E niente, Vicenza non cambia il risultato, sempre 1-0 su Renate di Foschi, però chissà che Renate. Chissà che Renate. Ancora lunga. Che di pareggi se ne intende, chissà che magari. Tra l'Usco e il Foschi. 5 pareggi stagionali, non come il Novara che ne ha fatti 9, 38. Il Trento in effetti pareggia spesso, è un po' il Torino della Serie C. La Juventus dell'anno scorso, la prima Juve dell'anno scorso, che ne aveva pareggiate quante? 20. Ne aveva pareggiate 20 nelle prime 10 partite. 7 di fila tra Champions e campionato. Sì. E niente, prossimo turno Lecco sarà ancora in casa. Andiamo a vedere un po' anche il calendario che ci aspetta col Cittadella, quindi partita importante perché il calendario si fa interessante adesso. Poi alla 16ª giornata, attenzione, Sipos entra in area dalla sinistra, la palla dietro per Führer che pensa al cross, va sul fondo, poi però è finito alla Krasic dei bei tempi, vi ricordate Milos Krasic?
E poi dopo, domenica 30 novembre, ragazzi, andiamo a Vicenza alle 14:30, al Menti. Vabbè, quella è partita... Quindi una doppietta che non serve. Cittadella-Vicenza. Vabbè, Ma è quello che diventa molto importante vincere oggi. E poi c'è Cittadella-Brescia. Tanto c'è un altro pallone, ma nessuno se lo fila. Poi, invece, per concludere il girone di andata, alle ultime 3 avremo l'8 dicembre, lunedì. Come lunedì? È lunedì, che sarebbe per le persone normali è festa, ma per noi no. Lecco Alcione Milano. Grande recupero qua di Metlica. Calendario, ragazzi, Vedi anche il fallo tosto adesso. E poi andiamo a Lumezzane, dove dovremmo anche vendicare un po' il risultato dello È sempre una anno. rogna pure Lumezzane. E Lecco Pergolettese, una classica per chiudere il girone di andata. Ma sempre... Ma voi infatti ma vi spiegate come Pergolettese sempre prima di Natale dovevano giocare? Io non riesco a capire. Il 21 dicembre. Sempre prima di Natale dovevano giocare. Insomma, è tradizione, sì. È un po' tipo una poltrona per due, Lecco Pergolettese più o meno, la giornata è quella. Mi ricordo ancora adesso la vittoria. Cosa avevamo fatto? Vinto 3-2 con l'Ecco di Bertolini. Che eravamo io, Fausto e Giacomo, che cacchio dovevamo alzarci sul seggiolino a saltellare dal freddo che c'era. C'era -2, -1. Lì la un'umidità terrificante. Sì, a Crema. Mamma mia, che brutto posto. Io uno dei posti peggiori, Fausto era quando giocavamo con la Castellanzese, ti ricordi? In una nebbia tipo che non si vedeva. Cos'è? Provincia di Treviso tipo? No, Castellanzese. Cremona. No, Varese. Beh, anche Castelfranco Veneto non ci sputerei sopra, perché per arrivarci dovevi passare in un campo di fango. Buon recupero. Buon recupero, no, gioco c'è fallo. Ci sta. Cioè ci sta nel senso... Anche se il top delle strutture assurde viste rimane Piacenza, il campo della Pro Piacenza. Tipo, anche sembrava costruito in 5 minuti con i tubolari innocenti. Beh, Gozzano ci siete stati voi? Gozzano non mi ricordo. Non c'era la curva, c'era la collina a sud. Perché era una collina dove c'erano i loro... E loro tra l'altro pochi anni dopo sono andati in C. Sì. Ma anche la Pro Piacenza quell'anno lì rischiava di andare... Sì, a Pro Piacenza. E beh, poi c'è andata. Aveva i soldi, aveva la Pro Piacenza. C'è andata perché c'era la comprata il Piacenza. C'era andata poi dopo. Piacenza. Perché ha fatto la... Sì. Io oggi ho visto le immagini di Genova al Bisagnoli pieno di acqua, mi è venuta in mente Ligorna. Che bei posti pure quelli. Rimaniamo 1-0, mentre Vicenza adesso mi è andata via. Perché eravamo in mood, diciamo, però anche qui poi posti. Vabbè. Punizione da 3 quarti esterno sinistro. Si chiama punizione della Pro Patria. Sì. Tutte le squadre sono schierate sulla linea dell'area di rigore, siamo al 9° minuto della ripresa, palla dentro, stacco come sempre imperioso di Sipos, che è sempre molto preziosissimo importante. Anche ragazzi in proiezione difensiva. Poi Furlan che abbranca questo lancio. Furlan che oggi al momento non è stato chiamato a dover fare miracoli come al solito, speriamo che continui la sua giornata un po' di, non dico di riposo, però insomma, di relativa tranquillità. Ferri rischia a centrocampo, poi stupido Zanellato che gli fa fallo. Mi sa. No, fischiatava Zanellato che si sono scusava. Sono uguali, poi tra l'altro no, Zanellato. Frigerio. Frigerio? Sì. Infatti sembra un po' stupido con Zanellato. Intanto qua si disperdono loro nel palleggio e... Comunque qualcuno dica di cambiare la pettinatura a uno dei due ragazzi, perché al di là delle scarpe che è l'unico modo di riconoscere, no, ma le scarpe sono dietro, quando non si vede il numero... No, se dico, a parte le scarpe, ma in certe situazioni sullo stretto, quando sono contro gli avversari, non riesci bene da dietro. Grande Battistini, ottimo recupero palla, poi ci va col triangolo e però si perde un po' nel controllo ulteriore. Poi lascialo andare, non farti prendere il giallo. No, fallo, ma senza giallo. Fallo tattico di Battistini. Sì, però senza giallo. E poi Furrer allontana la palla in maniera stupida, perché qui ha rischiato davvero il giallo. No, allontanata lui. Vicino, lui, vediamo. Sì, lui. Sì. Ah no. L'ha toccata il giocatore a terra. Rizzo subisce fallo qua praticamente. Lo porta un po' giù, cadendo. Molto spezzettata questa fase di gioco, siamo al 55esimo, questa ripresa non si stanno cercando di... Sì,
Diciamo che rispetto al primo tempo, chiaramente anche perché sotto nel punteggio la Papata diciamo che tiene molto più palla, stiamo aspettando molto, diciamo, vabbè, chiaramente 10 minuti abbiamo ancora corso mezzo rischio, però diciamo che è la Pro Patria che fa cerca di fare la partita. E noi invece andiamo in pubblicità. Bella busta. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale. È stata una potenziale situazione interessante per Fuller il ha perso un'occasione d'oro perché aveva Frigerio lanciato in porta di fianco e si è incaponito nel dribbling, ha perso palla. Butta via la pallaccia a Rovida e regala la rimessa in zona d'attacco per il Lecco. Sì, lì Fuller è stato molto troppo egoista. Aveva Sipos a rischio fuori gioco, ma anche Sipos lanciato in porta, ma Frigerio soprattutto di fianco è andato contro due uomini, ha perso palla. Aggiornamento Italia-Norvegia 14-3, ragazzi. No, 6-2, 6-1, 6-2. Sì, no, sì. quello è Sinner. No, non è vero. Tanto entra Bonaiti per Zanellato. Come mai? Sei contento? Non volevi più confonderli, ecco, allora ti ha cambiato Zanellato. Mi è sembrato strano non fosse Volevo correggere la chat comunque. No, secondo me cerca un po' più a centrocampo di coprirsi adesso. Volevo correggere la chat, perché loro non sono la Bustese, loro sono l'Aurora Gallaratese. Cioè... Sì, il nostro amico che ha scritto prima la battuta. Perché c'era anche la Bustese. No, perché c'era anche la Bustese. La Bustese era un'altra che se non ricordo era in un velodromo. La Bustese. Ma ci avevano giocato contro, no? Sì, Bustese. Mi sembra che era in un velodromo, se non ricordo male. Era loro. No, se neanche Fausto se lo ricorda. C'era la Bustese, però non so se l'abbiamo Se Fausto non se lo ricorda, allora non vuol dire che sto dicendo una cazzata. No, sai cosa? Io me la ricordo perché era nell'altro girone in Serie B, mi sa. No, ma abbiamo giocato una squadra nel velodromo dove c'era Rossi come allenatore, adesso mi ricordo più, quella che volevamo diventare la terza squadra di Milano, no? Sai che ogni tanto... Giudici cross, rischio, poi a vuoto il giocatore della Pro Patria cerca di recuperare il pallone. Chi era quello lì? Motolese, che poi prova ad andare sul fondo. Bravo Frigerio a chiudere. Lo contiene Frigerio. Danzano. Guadagnano anche la rimessa laterale, bravissimo. La terza squadra di Milano, scusa, Brera c'era poi. Ma secondo me non era il Milano City. Milano City, bravo. Bustese. Perché era Bustese Milano City. Bustese e Milano City, bravo. Sì. Si chiamava Bustese. Secondo me avevano preso il diritto sportivo della Bustese, no? Qualcosa del genere. No, Bustese Milano City, vedi? Tanto entra Orfei nella... No, beh, adesso è diventata SD Bustese Milano City. Vedi che me lo ricordo ancora adesso, che era il velodromo con le cimici. Quando ero in cronaca dovevo stare attento perché c'era lo sciame di cimici che si muoveva da una vetrata all'altra. E ti investiva. Sì, ma su te bello il lancio lungo. Dai che ha un po' di campo, insomma, palla è fuori. Se tu parlavi e tra microfono e bocca ti passavano le cimici e devi stare attento. Lo so, io che c'ero. È proprio una bella immagine, diciamo così. 60esimo, zona cambi, però ne ha appena fatto uno, non credo che possa in questo momento in anticipo, anticipato. C'è l'orologio in anticipo. Bonaiti per Zanellato vuole coprire un po', forse ha visto un pochino... Entra, bravo Tanco, rischio di Tanco in tackle. Ma se ti chiedo, forse Valente ha visto un pochino scoperto il centrocampo, ha voluto un po' correre ai pari? Ma sì, diciamo che il cambio Bonaiti-Zanellato comunque mette un giocatore più incontrista, ecco, rispetto a Zanellato più incontrista, quindi si copre leggermente più. Tra l'altro Zanellato era anche ammonito, quindi forse anche questo ha avuto un peso. Questo può pesare, comunque è un cambio che ci sta, soprattutto perché adesso devi fare più densità secondo me a centrocampo. Intanto nulla di fatto sul cross, l'ha messa fuori, anche io avevo visto direttamente il giocatore della Pro Patria. Ho scoperto il perché di una foto di Matteo, che tra quelle che ci ha mandato ce n'era una
con i Monticeppi al buio perché hanno testato l'impianto di illuminazione 10 minuti prima della partita, spenta e accesa. Ma tra l'altro bellissime le foto. Sì. Soprattutto la seconda, devo dire, col campo ancora in come si dice, semi illuminato. È proprio da fondo schermo del computer al lavoro, proprio precisa. Questa? Questa sì. E dai. Con le icone qua. Sì. Se ne andrà via la foto di Lecco come 4-0 e arriva da questa. Sì, ancora quella. Con Gatto in primo piano e Pissardo sul fondo. Sì, l'azione ristagna un po' a centrocampo, ritmo un po' più basso. Cos'è? Lancio deviato, sì. Mi ha deviato con la schiena, però riusciamo in touche con Pellegrino, che tanto sta giocando molto centrale. Ma è entrato bene in campo comunque. Sì, con voglia, molta voglia. Pellegrino lascia Metlica, c'è Critta qui sull'esterno, ha spazio. Critta che si è visto veramente poco, ragazzi, oggi. E però cosa ti dato di più alla fase difensiva. Però cosa ti dicevo, con Furrer lui fa più fatica, perché Furrer gli occupa i suoi spazi, quindi Critta si trova bloccato. Sì, diciamo che non può... Tanto la palla dentro, Sipos trova l'angolo. Calcio d'angolo e allora il primo della ripresa per il... fuori gioco. Come no? No, rimessa al fondo, scusa. Probabilmente l'ha ritoccata nella conclusione. 62esimo, 1-0, si lamenta il difensore. Cioè il problema di Critta è che se lui, quando è stato senza Furrer, aveva il spazio davanti e correva e galoppava. Con Furrer davanti ha una specie di blocco di davanti. Comunque per rispondere a Luke sono 22 ufficialmente i tifosi ospiti. Pochissimi, no? Pochissimi, sì. Lui ha detto 10-11 più. Non si è andato lontanissimo, diciamo. Fallo su Frigerio, no? Si gioca? C'è non Giudici perché non ha più il 7. Ma Giudici, ragazzi, siamo sicuri che c'è anche in campo? Sì. Ha fatto anche un paio di cross belli. L'hai nominato? Io non me lo ricordo. No, ha fatto anche un paio di bei cross. Intanto lì era il numero 7 Orfei, che è entrato al posto di a fare un po' di circo. Non ho visto il cambio. Non lo so, anch'io. Ho visto che entrava Orfei, ma non ho visto che è uscito, adesso te lo recupero. Tanto ripartono dalle retrovie, palla aperta qui sulla destra per Giudici, appunto. Che salta due uomini. È uscito per Orfei, fallo su Pellegrino qui, Sì, visto che c'è Giudici. Si mette in luce solo per questo fallo. Non è più il Giudici che conoscevamo noi a Lecco, però ragazzi, è sceso un po' di tono, anche lui. Ma inizia anche ad avere una certa età, è del 92 Giudici? Sì. Quindi quest'anno sono 33. Tanto ho sbagliato il cambio di gioco, da noi stavolta. Rimessa laterale per la Pro Patria. 64 minuti sul cronometro. Io faccio fatica ancora ad abituarmi che sono passati 30 anni tipo dagli anni 90, dal 95. Ah no, 20 anni fa erano gli anni 80, giusto? Vabbè, niente. Qui Furrer per poco non recupera il pallone, c'è la pressione alta. Non fare fallo, senza fallo, bravo. Che tanto vanno nei casini da soli, Furrer. Fuori gioco. Ma no, Metlica non poteva andare che era fuori gioco. C'era il rischio fuori gioco. Dai che adesso Pellegrino, il cross. Troppo morbido di Furrer direttamente sul portiere. Stiamo un po' sprecando, ragazzi. Io non vorrei che poi dovessimo rimpiangere. Questo campo è difficile contenere, cioè c'è sempre il rischio. Tanto poteva tenerla tanto. Velocissimo, tra l'altro, è stato Orfei perché non gli sono stati dietro né Pellegrino né. Visto chi era l'altro forse. Ha preso velocità a quel punto su questo campo, era difficile andare in accelerata. Giudici, salta Pellegrino, Giudici e Furlan. Bravo Furlan. Furlan o Critta? Anche Critta forse era da... Furlan qua che ha una parata alla garella con il gambone. Ha anche rischiato perché l'ha deviata, il tiro arrivava da sinistra, l'ha deviata sulla sua sinistra. Attenzione, palla dentro, angolo. Angolo ancora. Vediamo è troppo rischioso adesso stare qua con l'1-0. Ancora Giudici alla battuta dalla destra. Fate la battuta dentro l'area, come sempre la palla rimane lì, ma c'è il fallo. Gioco fermo, 65esimo. È la prima conclusione della ripresa questa di Giudici, arriva dopo 20 minuti, di poco. Fa molto fatica la Pro Patria comunque a farsi vedere. Noi che non so se abbiamo il dato possesso palla, secondo me stanno tenendo molto più la palla rispetto a noi, però fa abbastanza fatica in fase offensiva a rendersi pericoloso. Denotano la, diciamo tra virgolette... Ma cosa fa l'arbitro? Sta andando a controllare qualcosa. Mi sa che c'è un check.
C'è un check. Penso chiamato dalla parte perché non è una storia. A noi manca sempre qualcosa negli ultimi 20 metri per riuscire a rifinire bene le azioni. Ci arriviamo. Fuller ha avuto 2 volte l'occasione per rifinire e l'ha fatto male. Check in corso della Pro Patria, sì. Neanche la regia sa cos'è, perché di solito questi sono quelli capita. a sorpresa, questi, sì. che poi scopriamo dopo che cos'è, però cerchiamo di capirlo, ma questo qua sul primo palo. Chi è? Rizzo. Che però non si lamenta neanche il giocatore. Ma secondo me non c'è niente, ragazzi, però poi sai. Vediamo quando verrà risputato fuori dal monitor l'arbitro. Furrer va a dare un'occhiatina disinteressata, mica tanto. Ma no, finiscono a terra tutti e due. Ma tra l'altro anche i giocatori erano lì a guardare. Questo qua, coi riccioli, stava andando a guardare cosa sta guardando l'arbitro. E lo sta andando a dire ai giudici. Dice, ma stai guardando l'arbitro? No, ma non allora, se non ce l'hanno dato a Novara su Zanellato, che era clamoroso. Ma loro stessi stanno dicendo di no. Se lo giocano perché... Una leggera spinta, ma poi cade. No, ma guarda che secondo me è l'altro che trascina a terra Zanellato, il giocatore del Lecco. No, secondo me è veramente troppo poco. Sì, no, ma una caduta del genere può essere solo una caduta del genere può essere solo il giocatore della Pro Patria che ha tirato il giocatore del Lecco. Non c'è niente. Poi, per carità, abbiamo visto dare cose assurde. Allora, l'arbitro rientra in campo adesso e dice... Niente. Non l'ha anche nominato Davide Gandino, il direttore di gara di oggi. Intanto, sezione di Alessandro. Sì, andiamo in pubblicità, poi dopo ci sarà probabilmente a breve il cambio di Voltan. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Altro doppio cambio per il Lecco. Voltan e Ndong per Frigerio e Furrer, praticamente cambia le ali. Mister Valente. Quindi Ndong e vediamo poi davanti, Voltan. Vabbè, vanno a fare i due dietro Sipos. Però comunque trazione sì, ancora anteriore. È un po' più offensiva adesso, perché prima c'era Frigerio che comunque nasce centrocampista. Vediamo Voltan che è stato in teoria l'acquisto, la stella del mercato. Ed è anche importante, devono dare delle risposte, perché adesso hanno grande responsabilità dopo questo ingresso in campo, perché la squadra ha più peso offensivo, quindi... Tanto si lotta al limite dell'area, fallo di Ferri e poi si va per il vantaggio per Rizzo entra in area, poi si compagni, perde. avversari, l'arbitro. Però vediamo Voltan se riesce a recuperare la palla, no, e poi regaliamo la rimessa laterale. Peccato, non riusciamo... Preferivo il fallo. Non riusciamo Sì, e da lì andavi a battere una bella punizione con Voltan. No? Sì, ma in teoria, secondo me non ha visto fallo lui, perché lì secondo me il fallo lo fischi. Però sai, è andato in vantaggio, non so. Ma è... cioè... Anche perché poi il vantaggio non si è concretizzato, quindi devi fischiare. In un primo momento sì, poi non so se poi dopo poteva ancora fischiare dopo, perché era passato. Ma allora il vantaggio vuol dire che vai in porta, in quella posizione, e lì di vantaggio non ce n'era. Però non stiamo approfittando di queste palle recuperate lì anche un po' sulla tre quarti, no? In cui dovremmo essere un po' più incisivi. Inizione a... doppio scivolone, Benelux, poi alla fine si allunga il pallone. Bravo però Critta lì a recuperare, ragazzi. Però vedi, l'1-0, poi queste cose qua... Il campo ci aiuta, perché qui brutto controllo a parte il giocatore della Pro Patria. Intanto non vedo più commenti da casa, non so se si è bloccato, non hanno più commentato. No, il commento di Walter Kessi, penso sia anche dovuto a quello che abbiamo detto di... Sì, no, infatti, ma è già passato un bel po'. Tanto è rimasto a terra Sipos. Cross in area, non sbagliamolo, l'abbiamo sbagliato, poi Tanco mette una pezza al pasticcio che avevano combinato. Tanco disfa e fa, perché ha fatto una stupidata clamorosa e poi l'ha recuperata all'istante. Rischiosissimo.
fallo intanto. Aveva lisciato un pallone in area e poi è sveltissimo. Poi si è girato e l'ha pionato all'istante sul giocatore che stava per lanciarsi. Hai visto chi era il giocatore Noro? Sembrava Renelus, però non vorrei dire... No, dopo no, sul controllo lì no, non mi sembra... Si è ripreso intanto, ma non riesce a tenere palla. Cambio di gioco, Rizzo, bravo, nella diagonale, a recuperare questa palla. Poi si va da Voltan, gira Voltan sul posto e poi fallo. Si Voltan e si gira Voltan. Anzi, si gira Voltan. Giocati. Oddio, neanche tanto. Cioè, è stato bravo col corpo a mandare a vuoto Motolese. Bravo comunque. E allora calcio di punizione per il Lecco. Potremo buttare dentro un pallone. Vediamo, c'è un cambio nelle file della Pro Patria. Entra. Non lo vediamo. 66. Gantz. Eccolo qua. Eccolo, io c'ho paura. A proposito di ex. E io c'ho paura. Quanti sono in campo? 4 adesso, no? Di Moon è uscito, 3 ancora. Io c'ho paura perché sai 1-0. Mastroianni, che si è visto poco nella ripresa. 1-0 Gans ex. Vediamo di mettere il secondo, va. Sempre 1-0 per noi al 72. Fate la battuta verso il centro dell'area, Battistini non riesce a intervenire, nessuno alle sue spalle, prova a liberare la Pro Patria che però spinge palla direttamente in fallo laterale. Bene così. Davanti alla panchina di Valente guadagniamo una rimessa laterale, l'Ecco che sta vivendo di rendita con quel gol, però non riesce a creare occasioni per il raddoppio. Intanto dove sta andando? Quello che è uscito prima? Sì. Va Critta, la rimessa laterale verso Sipos, la torre su Ndong che si spalma contro l'avversario e primo perde controllo palla. di Ndong ci ha ricordato come si chiamava? Fabio Borriello. No, Fabio Borriello. Mamma mia, che memoria, ragazzi. Long ci riprova, non ci riesce, poi un rimpallo, finisce a terra e guadagna il fallo però, di Riffo o di Raffa, così a caso guadagna un fallo. Muovendo gli arti senza costrutto guadagna un fallo. No, mi ha ricordato il Dudu Mangni dei miei tempi che... Madonna. Che fine ha fatto? Non lo so. Mamma mia. Non è ancora stipendiato da noi ancora. No. Dove è andato Dudu? Magni è un po' il... Mangni, dove è andato? Adesso non mi ricordo. In Serie D. Sì, penso in Serie D. Non mi ricordo. Magni è un po' l'origi dell'Ecco. È stato lì anni a stipendio. No, è andato via, mi sa. Anni di stipendio. Un po' Arthur alla Juve, voglio dire. Cioè. Punizione buttata dentro. Riescono a liberare, poi Critta prova a tenere lì palla. Stiamo lì. Bravi in questo caso i giocatori dell'Ecco a non perdere la Voltan, anzi Bonaiti per Pellegrino che va sul fondo, giocata, la palla dietro, non conclude perché, poi la palla ancora dietro, la conclude. Oh, bello il mancino alto però sopra la traversa di Abbiamo perso 6 o 7 tempi di gioco. Bonaiti? No, Bonaiti no, perché Bonaiti no, secondo me è Tanco. La bellissima giocata di Pellegrino sulla linea di fondo, poi abbiamo perso mille occasioni di conclusione e alla fine siamo andati alti. Sant'Angelo Lodigiano. Ecco. Stavamo per recuperare palla qua, ma invece riescono a beccare. Il campo ci sta aiutando tantissimo, ragazzi. Sì, essendo anche in vantaggio è molto... Scivolato Renelus che stava quasi involando in porta da lì, centralmente. Però se al 74esimo ancora non hai capito che tacchi usare, cioè che tacchetti usare. Un tacco 12 aveva. Infatti aveva il monopattino aveva. Lì è andato a calciare, io non riesco a vedere chi ha calciato, ragazzi. No, ho visto neanch'io. Metlica? Con mancino, neanche male. Attenzione ancora adesso, no, fallo di Metlica. Sì, sono un po' inconfondibili ormai i giocatori. Anzi, confondibili. Non tutti pieni di fango, non si riconoscono più. Pro Patria che fa girare palla nelle retrovie, 76esimo minuto, il Lecco avanti 1-0, però campo che non lascia stare tranquilli
Anche se per il momento non ha creato grandi occasioni da rete là davanti, solo un'occasione, una conclusione di giudici. La spazza Rovida molto bene tra i pali, ma coi piedi un po' rivedibili. Non ha proprio le dimensioni del campo. Un po' tutta la patria, non è che sia coi piedi donne. Buon per noi che riusciamo a tenerci davanti. Lì, però ragazzi un gollettino bisognerebbe farglielo, perché io di questi non mi fido manco un po'. No, io non mi fido del campo, perché sai, una palla buttata a caso che si ferma dove non deve fermarsi può succedere. Ciao Massimo, sì, che anche lui si chiama Sant'Angelo. Woody Olli esce zannellato e si spegne la luce. Ma un po' sì, vabbè, poche idee, però ci stiamo arrivando lì, ma manca qualcosa negli ultimi 20 metri. Tanto bella la palla recuperata da Voltan. Bravo. Pellegrino. Bella la palla dentro, Sipos! Grandissimo gol del Lecco. Colpo in buca d'angolo di Sipos. Bellissima, bravissimi. Veramente. Ed eccola la palla che probabilmente può chiudere la partita. Ma tra l'altro difficilissima, perché era col il difensore attaccato alle mutande, ma in tutti i sensi letterali, non sto scherzando. Cioè il difensore era appeso a Sipos e lui che in caduta l'ha messa sul palo lontano. Ha fatto un bellissimo. Tanto la palla recuperata da Pellegrino, se non l'ho visto. Mi è sembrato Pellegrino, ma forse potrebbe essere Voltan. Bisogna vedere meglio. Però Vediamo. Va in tackle. Bonaiti, che tanto mette pure il cross. Gran palla, poi Sipos freddissimo. Sipos gol piatto sul palo lontano, davvero attaccante, a baciare il palo. Che giocata però Bonaiti, da cagnaccio qual è? Sì. Ma anche cross, ma anche ha messo il cross bello, viene giusto. Viene chiamato ancora l'arbitro? Sì, viene chiamato. Cosa chiedono? Il fallo di Bonaiti? O fallo di Bonaiti o fuori gioco di Sipos? Qui chiaramente si provano. Eh sì, perché qua... Anche perché comunque un quarto d'ora dalla fine... 2-0 diventa ce l'hai, te lo giochi. Ci sta. Però secondo me non c'è fallo, Non lo so, non mi sembra di vedere niente a me di particolare. No, stanno parlando di un fallo di mano di Bonaiti sul tackle. Sì. Vabbè, ma è tutta la massa del corpo che va sul pallone. Mi sembra un po' adesso. pretestuoso. Se dovessimo o fare la stessa cosa nel rugby... Vediamo. Ma no, non c'è fallo. No. Ma poi è talmente bello il gol che non possono annullare. Sembra 1-0 tra Vicenza e Renate, però qui quello che ci interessa è che il Lecco in questo momento chiude la partita. Speriamo, 78 minuti per Sipos, il gol numero 7 credo in stagione. Sarebbe o è? Vicenza sempre 1-0? Sì. Sì, è il settimo. È il settimo. Nessuna doppietta, tutti gol singoli in 7 partite diverse contro Spitaletto, Trento, Provercelli, Virtus Verona, Renate, Arzignano. Cioè dopo una partita a pedalare, a sportellare, però una palla arriva, una palla la butta via. A me sembra che il pallone rimbalzi. Ah no, aspetta, forse sì. Ma anche se lo tocca con la mano... forse la mano sinistra. L'arpiona cadendo, la mano sinistra tocca il pallone. Lo tiene lì col braccio. Non lo so, un po' al limite questa. Cioè, non penso che conti la volontarietà. Poi, oddio, sarebbe da vedere bene da vicino, perché all'inizio sembrava quasi il campo. Ma al commento dicono che il commentatore di Sky dice che l'arbitro comunque ha detto di far andare l'azione, per cui... Sì, l'arbitro ha visto. O si smentisce l'arbitro. Vada via il ciao. Di punizione. Vabbè, niente. Peccato. Cancellato il 2-0. Così bello il gol. Sì. Non potevamo lasciarlo. Cioè, facciamo cambio, togliamo il primo e diamo questo, dai. Però adesso ritorniamo al mood che bisogna stare con 1000 occhi aperti. Assolutamente. Andiamo un attimo in pausa, poi rientriamo sempre sull'1-0. Peccato, cazzo, 2-0. Sì. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online.
Gol della Pro Patria annullato per un fallo in area. Battistini a terra. Sì, bisogna stare veramente molto... È quello che dicevamo prima, basta niente qua. Andiamo da vicino. Oh, Benetto, dai, è saltato sulle spalle di Battistini. Gli ha fatto la cavallina praticamente. Non è a Sondrio quello. Che ha perso anche oggi, tra l'altro. Mentre a Casatese in Serie D 9-0? Ah, no. 2-0. 9-0 l'Italia, giusto? No, l'Italia è 18-6, hai visto? Ma la differenza reti quindi è più 12, però meno 3, sì, diviso 7, siamo avanti noi. riporto 8. Loro rischiano sempre in uscita. Sì, in uscita una grande... Ma è l'Ego che ha fatto pressione, Noi siamo dobbiamo all'80°, ancora abbiamo una far gamba bene. buona. Sì, soprattutto perché ha fatto i cambi, sì, comunque sì. c'è gente fresca. Vai! Anticipo di Metlica. Bonaiti, Volta. Metlica che poi se ne va sull'esterno e però viene raggiunto dal secondo giocatore. Peccato, aveva fatto una bella giocata. Metlica credo sia il mio giocatore preferito di quest'anno. Per il nome gran giocatore. Sì, no, un gran giocatore. Un Dong che pressa, non riesce almeno a ritarda un po' recuperare l'azione avversaria. Bonaiti gladiatorio con questi tempi. ha rischiato di spaccare 36 gambe dell'avversario. No, Dong qua deve andare un... fallo. Fallo sì. di Bonaiti però penso. No, un Dong qua adesso ha fatto. Ha fatto adesso un Dong. Peccato perché era stata davvero una bella azione. Sì, recupero di Bonaiti, Ma Dong e gol. Redolus sono gemelli. Sono cugini, Diciamo cugini. Avremmo passato un quarto d'ora molto più tranquillo. Sì, invece Esatto. c'è da... Giudici, su di battuta date Anche per esempio su questa punizione da stare molto all'occhio. Sì. Vediamo arbitro che guarda, 83 minuti, sempre purtroppo 1-0, va a Giudici sul secondo palo, alza sopra la traversa. Credo, io ho visto un giocatore del Lecco, però bene che l'arbitro invece assegna a noi. A livello di VAR loro se li sono giocati tutti e due, giusto? Però uno l'hanno indovinato, quindi uno l'hanno indovinato. Ne hanno un altro ancora. Un altro. C'è un cambio? Secondo me è un cambio nostro. Esce Rizzo. Galeandro per Rizzo. Galeandro per Rizzo. Attenzione, no, Valente oggi sta dimostrando di volerla chiudere la partita, no? Sì. Di provarci. Sì, perché comunque adesso... I cambi hanno detto questo. Cioè, più offensivo adesso... Ma quindi perché mette Galeandro? È più offensivo adesso 10 minuti dalla fine con gol di vantaggio piuttosto che... Tra l'altro Galeandro nell'ultima partita è entrato bene. Ma infatti tra l'altro va sull'esterno. Sì, si deve sacrificare adesso. Sì, solite sportellate con gli avversari, si lamenta un po' ma non viene fischiato il fallo. Poi qui Critta combatte con Renus, Pellegrino rischia un po' e poi alla fine libera. Dove però non c'è Sipos, quindi imposta Masi, che poi sbaglia il tocco. Galeandro profondo, sbaglia il lancio, inciampa Masi e ne approfitta Voltan che sul rimpallo di testa può andare verso Sipos che fosse fuori gioco, ma lascia Ndong che sbaglia. Gran parata di Rovida, anche se l'aveva un po' ciabattata. Ndong che si fa parare un rigore a porta vuota praticamente. Poteva far meglio. Tanto fortunato perché Sipos era fuori gioco e si trova la palla lui. Cioè qui, vediamo. Dai. Cioè, se la piazza è gol. Soluzione centrale, sì, la bella parata, però ha tirato centrale. E il portiere la più facile parte che può avere era quella a mezza altezza centrale. Sì, se la piazza è gol. Fai anche solo un rasoterra sul secondo palo, come Sipos nell'occasione del gol annullato. Angolo dalla destra. Parte la battuta. Sipos! Fuori di pochissimo. Mamma mia, l'ho vista dentro. Anche sì ha staccato di testa. La sensazione del gol. Pericolo costante per Sipos. Qui Rovida battuto, la palla che esce. Non ho visto di quanto, ma non penso di tantissimo. Ma secondo me è fil di palo, perché ha dato l'illusione del gol quasi. Dong intanto non arriva Tanco che però consegna palla agli avversari, combatte Bonaiti anche però Pro Patria che riconquista palla ma intercettiamo ma poi sbaglia. Brutta la palla di Metlica mi pare. Sì, forse Metlica.
Il primo errore. Giudici. Bravo, Arriva Ndongue che però non riesce a portargli via il pallone. Però ma bravo, comunque Ndongue è entrato benissimo in campo, ragazzi. Pasticcione a volte, però vabbè, però sta facendo cose utili. Tutti quelli entrati dalla panchina subito in pari. Diciamo una cosa per doveva fare, però non era neanche così male il tiro, perché poi è uscito di poco il colpo di testa di Sipos che viene riproposto. Ha provato a piazzarla col piattone, con l'interno sotto la traversa. È venuto completamente sballato. Vabbè. Però vabbè, Guitta, anche bel guizzo di rovina. Fallo su Guitta? No, non viene fischiato. Difficilissimo. 85esimo c'è da soffrire ancora una decina di minuti, perché secondo me anche... Dai, un fallo. No. Ha spintonato. Sì. Sai cosa? Ha fatto l'ingenuità di mettere la mano. Molti dubbi. È stato ingenuo perché ha messo la mano e l'arbitro ha fischiato. Sì. Masi per... non lo imparerò mai sto nome, Motolese sulla sinistra. Proviamo a intercettare con Voltan, la palla... fischiato il fallo. Si torna ancora con Schirò. Servizio profondo, lasciala Furlan, invece Tanco intercetta. Adesso subiamo la pressione. Palla per Galeandro, poi Bonaiti, bello il servizio per Galeandro, il tocco centrale per Voltan, intelligente, Voltan rallenta, la palla per Pellegrino, ridalla Voltan, no, Pellegrino va per vie centrali da solo, c'è sulla destra Galeandro, la palla arretrata, un po' più in... se la dava giusta era in porta Galeandro, invece no, sono rientrati. Doveva dargliela sulla corsa, invece gliel'ha data dietro. Pellegrino, Galeandro, il pallone per Metlica, pensa al cross, no, la lascia. Dobbiamo andare per vie centrali per cercare però un tiro da fuori. Galeandro il cross su Rovida. Secondo me stiamo un po' sprecando queste situazioni d'attacco, ragazzi. Tanto, strascina quasi fuori. Tanto buona il ritorno di Voltan. Voltan che si sta spendendo tanto generosamente. Entra anche Bagatti. Bagatti per Renelus. Sì. Penso cambio attacco per attacco, non avrebbe senso. Questa situazione loro, direi di sì. Il buon Bagatti. Guido Bagatta c'è ancora? Esiste ancora? Penso di sì. Cosa fa? Il buon Bagatta. Tanto attenzione, Critta. Non va molto per il sottile, ormai la difesa dell'Ecco si spazza. Critta che si conferma una partita molto diligente la sua in fase difensiva molto bene. No, adesso io non parlo perché non voglio tirare, quindi lo dirò dopo a fine partita. Qui se ne va Voltan che però perde il confronto con Schirò. Schirò si gira bene su Sipos che addirittura in pressione, poi bene così, la conclusione che arriva alle meridiane. Schirò. Thomas Schirò. Gantz non ha... Forse volevi dire che Gantz non ha ancora toccato un pallone. No, non è quello che ho detto e adesso mannaggia te che l'hai detto. Però non era quello che volevo dire. Che non abbiamo nominato da quando è entrato. Mi asterrò da eventuali ulteriori commenti. Va a Furlan. Comunque davvero una colonia di ex blucelesti come non si è mai visto la Pro Patria, ragazzi. Palla riconquistata da Bustocchi, profondo, buona guardia di Tanco, da Ndongue, non perderla, bravo, guadagna la rimessa laterale, no, l'ha persa, è riuscito a perderla. No, l'ha deviata ma probabilmente l'ha deviata lui da solo. Attenzione, palla non perfetta per Motolese ma volta nel ritardo. C'è da soffrire in questo finale di partita. Non fare fallo e lo fa. Galeandro. Non doveva far fallo, era in difficoltà già di suo il giocatore della Pro Patria. Qui lo lasciavi andare all'indietro, perché devi strattonarlo? Andava già indietro di suo. Tanto qua 1-2 sulla tre quarti, liberano per il cross Giudici che però ci pensa. Torna da compagno che va al cross, la palla deviata da Tanco. Rimbalza malissimo, Furlan non si fa ingannare, però anche queste cose sono rischiose perché la palla che rischiava rimbalzata veramente male. Adesso palla profonda, Sipos la mette giù per Voltan che arriva e purtroppo concede la rimessa laterale.
6 minuti di recupero. Addirittura 6. Ci sono stati quanti? 3 VAR? 3 chiamate, quindi. 3 chiamate, cambi, quindi 6 minuti ci sta. Purtroppo ci sta. C'è da soffrire ancora. Masi sulla destra, Reggiori che salta un uomo, poi interviene Critta, vediamo al centro se riusciamo con Metlica a riconquistare palla, no, palla che rimbalza e va da schiro dall'altra parte per Orfei che prova a saltare Galeando, non ci riesce. Bene così, rimaniamo però in fase difensiva con Schirò. Vicino a lui Motolese, si torna da Masi, tutta la papata nella nostra 3/4. Masi cambia gioco per Giudici, larghissimo, va su Dindong, Giudici parte il cross, stacca Tanco, palla che rimane al limite dell'area, riusciamo per uscire con Bonaiti, porta palla Bonaiti, non perderla, subisce il fallo, sì, subisce il fallo. Fischia, bravo Bonaiti. Passato un minuto intanto. Bonaiti probabilmente è stato il miglior cambio, cioè veramente non ha sbagliato un pallone. Ragazzi in campo. Aveva anche messo quell'assist spettacolare. Perché ci ha messo quella voglia, quella cattiveria, no? È entrato molto bene. Poi sembra che abbiamo preso le misure alla Serie C, mentre le prime partite un po' si vedeva che aveva più foga che costrutto, adesso invece ha aggiustato il tiro. Ci sta, Furlan, la battuta verso Ndong. Reggiori in difficoltà, regala la rimessa laterale, bravo Ndong, lì avanti, se ne va un altro minutino. Quindi Reggiori si è fatto impaurire, classe 2005, il centrale di destra della difesa 3 di mister Leandro Greco, il nuovo Totti si disse, una 25ina d'anni fa. Sì, mi ricordo, ma francamente 20 anni fa forse. Era un po' così, direi. Rimessa laterale di Tanco direttamente in area di rigore come sempre, palla ribattuta, Tanco probabilmente lui riesce a ritornare sulla sfera, sì, poi il passaggio alle spalle dove Voltan prova ad inseguire e trova forse l'angolo, no? La rimessa laterale? Ora no, fallo di fondo, mi sembra che l'avesse presa prima. Probabilmente no, probabilmente Bolton l'ha colpita, dice, dopo che è uscita, anche se mi sembrava fosse ancora un po' distante, però vabbè. Quasi 3 minuti sono passati, ne mancano troppi ancora però. C'è da soffrire tensione ancora in questo recupero. Critta, la palla rimane lì, palla rimessa in profonda. Corpo, Tanco poi. Tanco, sì. Dong, bravo, col fisico anche lui, Voltan con i piedi invece ad addomesticare un pallone complicato, poi però forse doveva darla via, ma alla fine il rimpallo lo favorisce, anzi doppio rimpallo, Voltan. Dai che la gestiamo. Prova il lancio verso Bonaiti. Sipos. No, Leandro ha colto in controtempo, fare meglio, non era splendido il passaggio di Sipos. Però arriva in copertura Metlica che però non ce la fa, Orfei va al centro, Mastroianni, la voli alta, pericolo qua, Mastroianni solo al centro dell'area, costretto ad andare però al volo dal ritorno dei difensori. Difficilissimo, si parla da solo, se la metteva giù qua era critica, qua poteva metterla giù, c'era Bonaiti su di lui. Cioè su di lui inteso a un paio di metri di distanza. E ancora 2 minuti mancano. Furlan per la battuta dal fondo. Sipos che ha fatto forse fermo. Il secondo errore della partita di Sipos, errore per modo di dire, diciamo, ha mancato l'apertura a Galeando. Sto guardando 90 più 8 il Vicenza. Sempre 1-0? Sì, 90 più 8 addirittura. Non so se è all'8° già minuto di recupero o se ne ha dati 8. Finché non segna il Renate. Speriamo. Magari. L'Italia invece è 21-7. No, è 21-13, quindi alle ha più 21, 8. Alle 21. È più 8, quindi non le basta. Deve fare il 22esimo. Andiamo direttamente ai mondiali del 2000. Ndong basta che lo fai fare a caso e lui fa qualcosa. No, perché gli dai palla, qualcosa succede, no? Su quei giocatori di confusione.
placcaggio sulla tre quarti. Poi è giallo a Tanco che l'ha buttata via. L'ultimo assalto. Tanco poteva evitarsele certe cose. Però, il difensore centrale già viene ammonito di suo, se poi fa ste boiate. Non credo, sono due ammoniti nella partita. Io Zanellato e Tanco. Se non ho anche visto. Critta, se non anche Critta? Sì, mi sembra di sì. Anche Critta. Bene, palla sbagliata della Patria, li ributtiamo indietro. Mancano 30 secondi alla fine. Tanco di testa, attenzione per Motolese, la recupera, palla larga, sbagliano. Dai che mancano 30 secondi, Aspetta, gestiamola. Cambia gioco. Finalmente. Okay, dai. Voltan, centrale, Cendonga al suo fianco, Voltan va centrale. E poi la spara in curva nord. No, ma perché? Cendong è libero. Dylan Dog. Dylan Dong. Però è finita, fischia. Fischia Gandino. Non mi sembra dell'idea di fischiare, vediamo. Dai che deve finire sta Recuperiamo partita. palla, Ndong scivola. Però serve vai, non voleva assolutamente, però lo ha servito. Sipos deve tenerla in banca adesso, Insomma, noi tutti. Fino a quanto si gioca, ragazzi? Basta, 6 minuti, siamo a 96-20. Palla nostra, fischia. Dai. Ecco, sbagliamo palla, recuperano, però la riconquista forse... No, scivoliamo. Attenzione che gli fa fare un ultimo tentativo, Dai, rallentiamo. Vabbè, è finita adesso, 30 secondi in più. Se hai dato 30 secondi in più è finita. Da un minuto in più, mi sa. Madonna, ma perché? Anche qua, finché non è segna successo niente. Basta. Furlan la prende qua, dovrebbe finire la partita, ragazzi, dai. O era un 9, non era un 6. No, è finita, fischia. Fischierà sul rinvio. No, fischiato. Arriva il fischio adesso. Finisce il Lecco, vince 1-0 e rispondiamo a Walter. Sì, finora un grande campionato, Walter. Più 11 a Vicenza. Assolutamente. L'11° del recupero sono a Vicenza. No, è terminata anche a Vicenza, 1-0 per Vicenza. Okay. E vittoria importantissima, il Lecco capitalizza al meglio la rete di Furrer. Allora, un buon Lecco che ci ha provato, però un po' spuntato davanti, non siamo riusciti a capitalizzare. Va detto anche che però nella ripresa soprattutto non abbiamo rischiato quasi nulla. Vabbè, non mi ricordo parate no, di la conclusione Furrer. dei giudici. Sì, quella di giudici respinta. Sì, però forse solo quella. Diciamo. Però noi in compenso abbiamo segnato un gol viziato da un leggero fallo di mano, un paio di occasioni di Furrer, una di... Ai punti meglio comunque il Lecco anche nella ripresa. Il colpo di testa di Sipos sull'angolo. Pur senza incantare, però intanto vittoria meritata, vittoria che non era scontata assolutamente. Beh, infatti, in campo anche così, su un campo comunque non messo benissimo, vittoria che ti permette di essere secondo da solo, quindi alla fine sei tu che insegui una vittoria dal peso specifico enorme. Sei tu che insegui il Vicenza, soprattutto abbiamo visto il calendario Cittadella, Vicenza, quindi oggi era veramente adesso arrivano quelle davvero toste. Oggi era fondamentale vincere, hai vinto, secondo me si poteva fare anche più dell'1-0, il risultato poteva essere benissimo più rotondo. Secondo tempo non hai rischiato praticamente nulla, sì il tiro dei giudici, ma vere occasioni da Pro Patria non ce ne sono state. E allora con questo tuo commento adesso andiamo da Benedetta, dopodiché sentiremo anche Stefano per le conclusioni finali. Ecco Benny, ciao Benny, mi senti Benny? Sento ancora un fruscio. Sì, mi senti? Adesso ti sento Benny, mi senti? Perfetto, sì. Allora, vittoria importantissima Benny in una partita un po' sporca, non bellissima, però il Lecco ha rischiato veramente poco e ha meritato assolutamente questi 3 punti. Certo, sì, sono d'accordo, una vittoria meritatissima, che avrebbe potuto essere anche un pochino più rotonda perché insomma il Lecco aveva anche raddoppiato, no? Sì. Poi c'è stato quell'FVS, la Pro Patria si è giocata la carta nel modo corretto, sì, anche se non so se voi l'avete vista bene. Sì, no, cadendo tocca col braccio, ci stava a annullare, ci poteva stare. Vabbè, sì, comunque insomma è andata molto vicino a raddoppiare, quindi direi che è una vittoria meritatissima. Assolutamente da sottolineare l'atteggiamento secondo me oggi di Valente della squadra, cioè che con i cambi ha cercato di chiuderla la partita oggi Valente, assolutamente. Sì, credo che appunto avrebbe anche voluto segnare un gol in più, no? per essere anche più tranquillo nel finale. Sì, ha provato, ha insomma messo in campo tutte le carte che aveva, no? Per provare a vincerla con un gol in più, perché abbiamo visto Ndongue, abbiamo visto Voltan, che tra l'altro sono entrati direi abbastanza bene, Galeandro che ha fatto nel finale un ottimo recupero,
Insomma, direi che appunto ha provato a vincerla con uno scarto maggiore, ha fatto bene perché comunque poi sostanzialmente non si è rischiato niente. Direi che comunque al di là del risultato è andata bene così, è andata bene prendere la vittoria che era quello che contava. Assolutamente, tante note positive, tante note liete nella partita di oggi, anche perché arrivano adesso, Benny, il calendario si fa duro nelle prossime giornate. Sì, si fa duro, ma da un certo punto di vista si fa anche interessante, perché al prossimo fine settimana ci sarà Vicenza Union Brescia, sì, o Union Brescia Vicenza, adesso non ricordo. Union Brescia Vicenza, se non sbaglio. Ok, comunque esatto, e Lecco Cittadella, quindi comunque un doppio scontro molto interessante per la classifica, che può davvero dire tanto. E poi sì, chiaramente dopo il Lecco andrà invece a giocare sul campo del Vicenza, quindi insomma una doppietta di partite che potranno dire tanto in un senso e nell'altro, speriamo ovviamente in positivo, però direi che comunque il Lecco ci arriva bene, perché questa vittoria ha ridato tante certezze dopo lo scivolone di settimana scorsa. Quindi vittoria sì per 1-0 di cortomuso, insomma non una vittoria stratosferica come quella che era maturata con l'Arzignano, però c'è anche da dire che la Propatria comunque ha giocato una partita dignitosa, quindi voglio dire, alla fine non era neanche scontato, considerando anche la pioggia, tutto quello che vogliamo, il campo non al meglio. Direi che è una vittoria che davvero può dire tanto a Valente, può ridare tante certezze alla squadra. Siamo d'accordo con te, Benny, allora ti salutiamo così, ti lasciamo le incombenze, poi ci ritroviamo tra poco. Va bene, a dopo. A dopo, Benny, grazie. Ciao. Io concludo questa diretta con Stefano. arriviamo nel migliore dei modi a questo ciclo di calendario cui faceva riferimento Benny, importante. Sì, anche perché poi recupereremo domani, stiamo recuperando Voltan, che oggi si è visto che comunque sta entrando bene. E poi quelle partite qua sono quelle belle, no? Perché sono quelle sporche, però quando riesci a vincerle ti danno anche un po' più di sicurezza, no? Quindi bene così. Ripetiamo, dopo il passo falso di Novara, certo scoccia fino a un certo punto, inizia anche un po' a scocciare qualche punticino perso in giro per strada, perché arrivando adesso a queste partite, come diceva Benny, il discorso adesso si fa interessante, perché noi comunque adesso siamo secondi da soli, il Brescia dopo che ci ha battuto ha un po' rallentato, e quindi vediamo cosa succederà, noi siamo qua a giocarcela. Assolutamente, e allora noi chiudiamo questa diretta, io saluto tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Massimo Sanvito. Grazie a voi. Grazie a Stefano Menegatti. Buona serata e buona settimana. E a Fausto Riva in regia, noi ci troviamo domenica prossima per Lecco Cittadella. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.